Diventa importante e fondamentale anche proprio per la costruzione e anche la valorizzazione dei percorsi virtuosi che ci sono stati. Queste sono delle strutture importanti, essenziali all'interno della nostra programmazione sanitaria, sociosanitaria, sono dei presidi sociali, sociosanitari, sanitari. Sono dei presidi che hanno risposto molto bene durante questa ondata. Ricordiamoci che ci sono 330 strutture per anziani in Veneto e contano 30.000 circa ospiti, un po' di più sono i posti letto, però insomma da quando abbiamo iniziato 30.000 erano gli ospiti ricoverati all'interno di queste strutture e altrettanti operatori, tra quindi medici, infermieri e operatori sociosanitari. Quindi una mole di persone, ma anche se pensiamo di strutture, di posti letto, molto molto importante e strategica per quella che è sicuramente anche l'accompagnamento, l'invecchiamento della popolazione, la cronicità e tutto il resto. Fin da subito sono state delle sorvegliati speciali, lo sapete, ne abbiamo discusso molte volte. Io sono venuta e quindi qua rispondo anche ad alcune cose che mi sono state poste, sono venuta, ho cercato di ricostruire tra la 10ª e l'11ª legislatura, quindi tra la fine della 10ª e l'11ª legislatura sono venute circa 10 volte in audizione in 5ª commissione oppure con i capigruppo, tra prima e seconda legislatura, quindi finire della prima e la seconda legislatura. Ho fatto circa una decina di incontri con le strutture che seguono e quindi le rappresentanze di categoria di queste strutture, URIPA, UNEBA e tutti gli altri, condividendo le strategie, i piani e le procedure che abbiamo messo in atto. Ho incontrato altrettante volte le parti sindacali su questo che mi hanno chiesto incontri, quindi altre 7-8 volte ho incontrato i sindacati, tutti, dai pensionati a tutto il resto, proprio per affrontare come stavamo affrontando, scusatemi il gioco di parole, l'emergenza dentro le case di riposo. Cosa stava succedendo e come mettevamo in atto i vari piani. Allora, siamo passati sicuramente da una serie di indicazioni regionali e nazionali che si sono susseguite. E fin da subito, lo sapete, ne abbiamo parlato, ma poi c'è traccia, lo trovate in tutta la documentazione, in tutti i passaggi che ci sono. Abbiamo adottato ordinanze, le prime del Presidente con le chiusure, abbiamo adottato provvedimenti, circolari interne, abbiamo emanato le circolari che arrivavano dall'Istituto Superiore di Sanità con indicazioni, abbiamo ricostruiti e inseriti all'interno dei piani di sanità pubblica, la dottoressa Russo dopo parlerà di piani di sanità pubblica, che hanno anche visto rimodulare di volta in volta, in base agli scenari, in base alle circostanze, in base anche all'evoluzione che c'è in quel momento della diagnostica, l'approccio che è stato seguito. E infatti io mi ricordo molto bene, ma credo che poi lo ricorderà la dottoressa Russo, nei vari piani di sanità pubblica siamo passati dai pungidito, come diceva il Presidente, a quelli che erano i molecolari, a quelli che erano i tamponi rapidi, antigenici, a quelli che erano i tamponi di terza generazione, fino arriveremo a quelli di quarta generazione. Intervallando anche la frequenza proprio su indicazioni che arrivavano anche dal livello centrale, perché ricordiamoci che tutto il nostro operato è stato un operato che è andato in linea con quelle che sono le indicazioni che ci sono state dettate da centinaia e centinaia di circolari, di indicazioni, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute o comunque qualsiasi altro soggetto deputato a dare indicazioni. E questi passaggi li abbiamo anche condivisi, ripeto, con i soggetti che gestiscono queste strutture, URIPA, UNEBA, condividendo anche che faccio un passaggio, ma poi saranno chi seguirà quindi la parte tecnica, condividendo anche il fatto che c'era la preoccupazione forte rispetto al virus che entrava in queste strutture e una tempistica per quanto riguarda la refertazione dei molecolari. Io mi ricordo molte telefonate di questo tipo, perché non riuscivamo ad avere, perché c'era una capacità che era limitata, non riuscivano ad avere il referto dei molecolari in tempo, e quindi qui voi sapete che tempisticamente l'isolare le persone, creare dei nuclei di isolamento come li abbiamo previsti nei piani di sanità pubblica, dividere i percorsi pulito e sporco, non far incrociare i pazienti e gli ospiti, e la
tempestività è diventata e è stata fondamentale. Dopodiché, come dice il Presidente, è chiaro che siamo stati travolti prima, seconda, terza ondata da qualcosa che non si conosceva, da qualcosa che poi abbiamo visto muta in continuazione e quindi ogni volta insomma con un approccio che è stato dettato da quella che è stata l'evoluzione in quel momento, però sempre dettato da ordinanze, circolari, piano pandemico, prima diceva il Presidente, piani di sanità pubblica, aggiornamenti dei piani di sanità pubblica, corsi di formazione. Abbiamo fatto i corsi di formazione per gli operatori all'interno delle strutture per seguire, molto apprezzati, per seguire in modo dettagliato quelle che erano le evoluzioni. A un certo punto ci siamo resi conto che queste strutture avevano bisogno di un supporto più massiccio e allora abbiamo cercato di far entrare all'interno di queste strutture il personale sanitario delle aziende. Con le USCA prima, che sono state, ricordiamolo, determinate da provvedimento nazionale, poi prorogato di volta in volta, si sono costituite e sono cresciute anche in Veneto, con delle USCA dedicate per le case di riposo, ma anche con dei team multiprofessionali che sono entrati all'interno delle strutture e hanno calcolato anche il rischio che ogni struttura poteva avere e quindi dividendo anche le strutture da un punto di vista logistico e strutturale per cercare di far fronte e rispondere a quello che poteva essere l'evento che c'era in quel momento. Quindi dando quel supporto necessario, fondamentale, imprescindibile, dovuto, ripeto, perché comunque fanno parte di un piano di sanità pubblica regionale. Quindi dovuto, l'abbiamo fatto con molti sacrifici, perché voi sapete insomma che c'è stato un momento in cui sicuramente il personale era un personale che stava soffrendo molto, un personale che mancava. Abbiamo assunto, come diceva il Presidente, molte persone, però a un certo punto voi sapete che comunque, perché ce lo siamo dimenticati, perché è da un anno e mezzo che siamo concentrati sul Covid, ma ci siamo dimenticati che prima di questo anno e mezzo parlavamo solo di carenza di personale, in situazioni normali. Immaginatevi in situazioni normali come pandemia e emergenza cosa vuol dire la carenza di personale dovuta alla mancanza di programmazione nazionale. Perché non era una mancanza di volontà regionale e l'abbiamo dimostrato anche con le 5.000 assunzioni che il Presidente diceva, ma era programmazione che non ci permetteva di assumere, programmazione che la vediamo tuttora. Perché se adesso, e voi lo sapete, stiamo affrontando nelle strutture per anziani il problema oggi del personale, nuovamente, degli infermieri che non ci sono o degli OS, quindi gli operatori sociosanitari che facciamo fatica a trovare, e perché a un certo punto, anche per quanto riguarda la formazione degli infermieri, oltre i 1.500 con un accordo ultimo fatto con le due università, Verona, Padova e Ferrara, dove c'è un corso di infermieristica, riusciamo ad aggiungere dai 1.200 attuali altri 300-350 nuovi posti appunto per poi riuscire a specializzare ulteriori 350 figure, ma il fabbisogno sarebbe di 3.000 infermieri solo per le strutture per anziani. Non parliamo poi degli operatori sociosanitari, in cui c'è stata un'operazione e una programmazione molto forte, ma anche qui c'è bisogno, probabilmente anche qui la Commissione dovrà lavorare su questo, io sono ben disponibile, anche un passaggio culturale rispetto alla professione dell'operatore sociosanitario, che diventa fondamentale, che è una professione che ha un'occupazione pari al 98-100%, maggior parte femminile, ma che oggi insomma non riscuote tutto questo successo e quindi io mi auguro che possiamo anche come Commissione preposta concentrarci su queste cose e quindi cercare di trovare delle soluzioni che vadano in questa direzione. Quello che è passato ed è stato appunto all'interno di queste strutture è chiaro, credo sia sotto gli occhi di tutti, è stato, come diceva il Presidente, un passaggio difficile, doloroso per noi che abbiamo dovuto assieme e con l'avallo poi dei piani tecnici delle persone che sono qui, ma anche di molte altre persone che hanno condiviso le strategie, prendere anche decisioni difficili. Pensate alle decisioni di continuare a chiudere e aprire le attività non urgenti, le attività di specialistica con tutte le problematiche poi legate al recupero di liste d'attesa di prestazioni sospese.
pensate anche a decisioni prese rispetto appunto a tematiche di questo tipo, oppure, come diceva il Presidente, rispetto a chiusure o a situazioni. Ma però sempre con l'obiettivo di mettere al primo piano, al primo posto, la salute dei cittadini, il diritto alla salute, il diritto di curarsi, e questo l'abbiamo garantito, non è mai mancato, come diceva il Presidente, un posto, comunque non è mai stato mancato un ricovero, anzi abbiamo mantenuto anche tutte le attività di emergenza e urgenza, ma anche la parte oncologica. Io vorrei anche, mettiamo in evidenza anche come la sanità veneta abbia in questo maledetto anno raggiunto un traguardo che non pensavamo. Abbiamo fatto più trapianti dell'anno precedente. E allora credo che, riavvolgendo il nastro, che cercando di descrivere, comunque mettere a setaccio tutto quello che è stato, cerchiamo di dire anche tutte le cose importanti e positive, le cose che hanno messo in evidenza quindi una sanità che ancora si dimostra ai primi posti. Ma lo facciamo non, guardate, per l'assessore Lazzarina, assessore oggi pro tempore alla salute, ma per tutti i professionisti che ci lavorano. Perché lo dobbiamo a loro un anno e mezzo che stanno lavorando instancabilmente, è un anno e mezzo che non hanno ferie, non hanno riposo. Nel momento in cui si pensa che l'ondata stesse un po' diminuendo, arrivano le varianti, arriva la seconda, arriva la terza ondata. Quindi lo facciamo per loro, credo, non per l'assessore di turno o il politico di turno, ce ne può anche fregare di meno, però io credo per loro lo dobbiamo fare e questo si dovrebbe fare. Rispondo anche alle accuse, insomma, un po' le sottolineature che sono state fatte rispetto che non viene garantita la democrazia e la partecipazione, l'eleggibilità, mi sembra che sia stata usata questa parola, democratica, rispetto alle famose 200 interrogazioni che sono state depositate, 100 interrogazioni sono in capo all'area sanità e sociale, sono state risposte solo 81, mi sembrano questi i numeri, interrogazioni o ai vari atti, varie richieste di documenti, di numeri, di ricostruzioni che sono state chieste. Abbiamo e stiamo cercando di rispondere, però io vi dico una cosa, ma lo dico con molta tranquillità. La maggior parte di quelle interrogazioni sono in capo alla prevenzione e quindi alla direzione che compete alla dottoressa Russo. La nostra prevenzione, questo è un altro manto, oggi gestisce e siede a capo di tutti i tavoli nazionali. Ci sarà una motivazione. Coordiniamo tutte le prevenzioni regionali, coordiniamo il tavolo delle riaperture tutte, coordiniamo il tavolo per quanto riguarda il cambio scenario e quindi di rivisitazione dei famosi 21 parametri, coordiniamo il tavolo per quanto riguarda il Green Pass. Allora voi capite che se la Regione Veneto coordina e siede a capo di tutti questi tavoli è perché viene riconosciuta come una regione da un punto di vista tecnico che può mettere in campo competenze, professionalità e esperienza. Ed è quella che voi trovate in tutti i documenti che ci sono stati. Quindi di questo dobbiamo parlare. Come non accetto neanche il discorso che è stato fatto, scusatemi perché poi questa è una tematica molto delicata, perché quando parliamo di case di riposo, di anziani che sono stati isolati, di familiari che non sono andati a vedere i propri assistiti, non è che da una parte sono più buoni e dalla parte sono più cattivi, o da una parte capiscono di più e dall'altra capiscono di meno. Come ho sentito anche qualche dichiarazione di qualche onorevole della mia zona, ne sono vicentina. Ok? Capiscono di più, capiscono di meno. Probabilmente non se ne sono neanche mai occupati, quindi forse capiscono anche un po' meno o conoscono forse un po' meno. Però non c'è quindi chi vuole aprire e chi vuole chiudere, chi vuole tenere gli anziani isolati e chi invece li vorrebbe far tornare alla normalità. C'è solo tanta paura e tanta apprensione, c'è una condivisione con le strutture, con chi gestisce le strutture, che comunque deve rispondere. C'è una condivisione con chi ha visto in prima persona quello che è successo e vuole che tutto quello che è successo non riaccada più. E c'è anche una questione legislativa.
Su questo ci siamo confrontati ieri sera abbiamo fatto una riunione con la dottoressa Russo e i suoi, coordinando il tavolo fino alle 7:30, con il dottor Giuseppe e il dottor Rezza. E noi abbiamo descritto le linee guida per le riaperture delle liste e nuovi accessi alle case di riposo. L'Istituto Superiore di Sanità ha partecipato e ha fatto delle correzioni seduta stante. Questo per dirvi l'impegno ma la volontà di anche riuscire ad andare fuori da quello che è stato. Ma è chiaro che se non andiamo a eliminare l'articolo che è inserito nel DPCM del 6 marzo, l'articolo 11, mi sembra che sia il comma 6, che ancora prevede la chiusura delle strutture per anziani, e prevede una deroga solo per le strutture hospice o di questo tipo e solo previa autorizzazione della direzione sanitaria, voi pensate che una struttura, se non viene rimosso a monte un articolo legislativo, le strutture aprino? E allora su questo oggi pomeriggio c'è Commissione Salute più o meno in contemporanea che superano anche di questo, oltre che avallare le linee guida che sono state scritte ieri e che domani verranno approvate in conferenza delle regioni e poi verranno consegnate all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero perché diventino una circolare. Quindi se qualche volta qualche interrogazione è rimasta anche in sospesa o non abbiamo dato in maniera tempestiva la risposta, io penso di poter giustificare anche quel ritardo dovuto alla mole di lavoro, ma soprattutto a tutti i tavoli che stiamo presidiando. Tavoli che alla fine non solo servono a noi per ritornare a una ripresa, per cercare di recuperare quella normalità e quella quotidianità, ma servono appunto proprio anche per mettere poi il fattore comune, come stiamo facendo. Quindi la motivazione è, se qualche interrogazione, come hanno detto, non sono state risposte, è questa, ma con massima trasparenza e con massima appunto democrazia risponderemo a tutte, non ci siamo mai sottratti a rispondere, non mi sono mai sottratta a venire qui in audizione a rispondere alle domande o comunque a sentire chi aveva qualcosa da dire. Io chiudo dicendo che tutta questa situazione, secondo la mia opinione, diventa fondamentale in quello che sarà il percorso di scrittura delle nuove regole. Ripeto, c'è un tavolo che si insedia domani in seno al Ministero della Salute sull'RSA, ci sono 4 regioni che partecipano, il Veneto è una di queste regioni, il Veneto è una delle regioni che partecipa alla riscrittura del DM 71, medicina territoriale. Questo per testimoniare che parallelamente stiamo lavorando e il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che poi dovremo mettere a fattore comune anche all'interno di questa Commissione, all'interno di questo Consiglio, quando dovremo fare delle riforme che vanno anche a rivedere quella che è un'organizzazione, quella che è una strutturazione che ci ha visto finora e che abbiamo potuto notare e vedere punti di forza e punti di debolezza. E questo credo che sia qualcosa che ci potrà aiutare, come sicuramente la Commissione di inchiesta sulle case di riposo, perché poi potrà produrre un materiale importante per quelli che saranno poi anche tutti i discorsi che dovremo fare in futuro. Ringraziamo l'assessore Lanzarin. Proseguirei con l'audizione lasciando la parola al dottor Luciano Flor, direttore dell'area sanità e sociale. Buongiorno, grazie per l'occasione di spiegare alcune questioni che mi hanno visto anche protagonista in questi ultimi tempi. Prima di parlare di questo però vorrei un attimo solo fare alcune precisazioni sull'accenno che ha fatto il Presidente riguardo alla parola epidemia. E non mi fermo sull'epidemia o sulla pandemia, mi fermo sull'epidemia o sulla pandemia, che lo sappiamo tutti, a spiegare cose o cercare di dare spiegazioni a cose di cui nessuno sa dare spiegazioni. E non sto qua a fare dietrologia sull'origine del virus. Sto facendo cronaca su quello che è accaduto in Veneto e nel resto del paese che io conosco molto bene. L'epidemia che ha caratterizzato l'Italia non è una, sono almeno 3. E sono 3 aree geografiche. È indubbio che c'è un'epidemia che riguarda solo il nord.
dall'Emilia Romagna in su. Tutte le regioni dall'Emilia Romagna in su hanno una mortalità superiore al 0,22%. Nessuna regione sotto l'Emilia Romagna ha una mortalità superiore al 0,2, 0,19, 0,18. Quindi i dati di come l'epidemia ha martellato l'Italia dicono che ha martellato con mortalità enormemente superiore il nord, un po' meno il centro e un po' meno qualche regione del sud, a macchia di leopardo. Su questo non c'è nessuna spiegazione, nessuna. Perché se qualcuno mi tira fuori il caldo, io li cito l'India e il Brasile, dove mi pare che non siamo al Polo Nord. Detto questo del nord, vorrei richiamare che ci sono alcune cose al nord che non sono francamente spiegabili, né tantomeno spiegate. Le 3 ondate dell'epidemia non sono sincronizzate sul nord, non sono sincronizzate tra Veneto ed Emilia-Romagna. Tempi diversi. Piemonte, tempi diversi. La prima ondata fa un disastro in Lombardia, molto meno le altre ondate. Di sicuro Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli sono le regioni più colpite. Queste 8 regioni hanno tempi diversi in cui l'epidemia si accanisce. Il momento più difficile dell'epidemia non è nello stesso momento in queste regioni. Andare a cercare di fare i confronti tra queste regioni sui dati di mortalità, sui dati di assistenza, sui dati di incidenza è un esercizio fantastico. A me piace perché sono un appassionato di statistica, ma non ci dice nulla, nulla. Perché qualcuno non ha ancora spiegato perché da noi la seconda epidemia è stata così violenta e non lo è stato la terza. Nessuno ci spiega perché improvvisamente dal 31 dicembre l'epidemia da noi scompare, ha un crollo quasi verticale. Il 24 febbraio riparte. Perché riparte il 24 febbraio? Perché poi si ferma il 10 aprile? E perché questo non accade in tutte le regioni del nord? Fascia del nord, tempi diversi di incidenza dell'epidemia, di comparsa e di scomparsa, tempi completamente diversi sui dati di morbosità, sui dati di mortalità. Perché? Io aspetto una spiegazione, se qualcuno ce l'ha, ma che sia plausibile. Perché in questo lasso di tempo in cui noi continuiamo a fantasticare su questa cosa, ma vuol dire che non abbiamo altro da fare, non è cambiato nulla. Noi non è che abbiamo cambiato, siamo diventati più bravi, abbiamo fatto cose straordinarie. Noi dal 28 dicembre al 2 gennaio abbiamo fatto identicamente le stesse cose e l'epidemia scompare. Dal 22 al 26 febbraio abbiamo fatto identicamente le stesse cose e l'epidemia riparte. E questo anche nelle altre regioni, in particolare con quelle confinanti. Quando da noi calava, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli e Trentino crescevano. Perché? È perché si muove la gente da regione a regione, ma di cosa stiamo parlando? Di più, all'interno della regione Veneto l'epidemia ha avuto un andamento completamente diverso da provincia a provincia. E questo da cos'è che è spiegato? All'interno del Veneto le nostre province hanno avuto dati di incidenza e dati di mortalità e dati di morbosità diversi nel tempo. E quando in un certo momento in una provincia avevamo tanti malati, in un'altra ne avevamo meno. Quali sono le spiegazioni? O abbiamo una provincia e una regione adesso sì, adesso no, o abbiamo un nord Italia adesso sì, adesso no, o sono cose sulle quali c'è qualcuno che è più grande di noi e si chiama epidemia. E chi studia queste cose le sa. Noi le epidemie le descriviamo, ma chi ha la presunzione di avere il potere di poter intervenire sull'epidemia, forse è meglio che riprenda a studiare.
perché alle epidemie noi sappiamo, la storia ci insegna, le descriviamo. Certo arginiamo nel miglior possibile tutte le conseguenze, certo conteniamo nel minor modo possibile tutti i danni della malattia. Certo in un anno abbiamo fatto cose, l'epidemia di Covid ci ha fatto fare cose che mai sono state fatte nel nostro sistema. Vedi quello di fare un vaccino nel giro di un anno, anzi più vaccini, 4-5. Allora, voglio dire, prima di dare sentenze sull'andamento dell'epidemia, forse vale la pena studiarla bene e non contestualizzare sul piccolo paesino, sulla via o sulla provincia, perché si chiama una epidemia che è dentro una pandemia, che è dentro piccole epidemie locali, e prima andare fino ai focolai. Abbiamo dei focolai che non sono francamente spiegabili, ma abbiamo la dimostrazione di tutto, okay? Io non ce l'ho. Guardate che i dati ne abbiamo tanti e li studiamo e li continuiamo a studiare. Se vi dico che non capisco perché calano i malati oggi, calano enormemente i malati, calano le rianimazioni e gli isolamenti domiciliari no. Questo c'è una spiegazione, ma me la tengo. Questo è un dato sull'epidemia che però vorrei venisse ricordato, perché altrimenti stiamo parlando di cose di cui non comprendiamo bene o non condividiamo, insomma. Questi sono dati, sono fatti, ci sono i numeri, ci sono le sequenze dei numeri. Io il 21 di ottobre 2020 ero direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. 20 ottobre 2020. Ricevo una lettera in cui mi si dice che da test effettuati, da uno studio effettuato, i test rapidi non sono validi, hanno un deficit di 30%. Lo studio sono 2 tabelle con elenco di nomi e cognomi, sono 2 pagine di ricerca. Io sono, ricordo, il direttore generale dell'azienda ospedaliera. Ricevo questa lettera, pochi giorni dopo ricevo una richiesta, la lettera ovviamente non certo da parte mia, viene pubblicizzata e viene reso pubblico questo dato clamoroso dei dati dei tamponi rapidi che non funzionano. Però ricevo una lettera dalla ditta produttrice che mi dice: per favore mi dai lo studio? Per favore mi dai lo studio? Ora questo è in atti, la lettera che ho ricevuto è registrata e protocollata, la lettera ditta che ricevo è protocollata e mi chiede lo studio. Io chiedo a chi ha fatto lo studio di avere lo studio. Ve la faccio breve, faccio anche le mie ricerche dentro l'azienda. Io rispondevo come rappresentante legale dell'azienda ospedaliera di Padova e non risponde nessun altro, rispondo io. E fate queste verifiche, accerto che uno studio non c'è questo documento, questa lettera che mi è stata mandata con anche una precisazione, un intermezzo e un supplemento di precisazione. Mi viene anche suggerito di chiedere alla ditta, ma scusate, il direttore generale risponde del proprio operato e decido io cosa devo fare. Comunque io scrivo alla fine 10 novembre, ribadisco, 20 ottobre, 10 novembre. 10 novembre io scrivo una lettera alla ditta dicendo: guarda che io ho verificato in lungo e in largo, qui non c'è uno studio né richiesto né autorizzato né in corso di conduzione. Stessa cosa scrivo al conduttore dello studio e gli dico: guarda che qui se io non ho altre informazioni, io devo dire che la situazione è questa. Certo che io avevo ricevuto una lettera e anche una seconda. Questa è la cronaca fino a pochi giorni fa. Pochi giorni fa scopro invece che c'è uno studio che è su una piattaforma in attesa di pubblicazione. Scopro che questo studio è stato realizzato chiedendo l'autorizzazione a farlo il 18 novembre. L'autorizzazione a fare questo studio, c'è scritto qua dentro, è stata chiesta dopo che io ho detto non c'è lo studio, ci si appresta a chiedere l'autorizzazione. E si chiede il parere al comitato etico. E il comitato etico si riunisce il 17 dicembre e dà l'autorizzazione il 13 gennaio. Non sono date che mi invento, sono scritte qua dentro. Lo studio viene anche messo su questa piattaforma in attesa di pubblicazione, si chiama pre-stampa, pre-print.
e tuttora giace, almeno fino a stamattina. Quello che io voglio dirvi è che non solo lo studio è stato chiesto dopo che io ho detto che non c'era, ma su questo preprint, nonostante io l'abbia distribuito a tutti, evidentemente nessuno l'ha letto. C'è scritto a caratteri in grassetto. È scritto in inglese, ma lo leggo in italiano. È scritto questo, vedete, questo è lo studio, questo è evidenziato in giallo, in grassetto, è quello che c'è studio. C'è scritto che non dovrebbe essere usato come guida per la clinica, per la pratica clinica. Siccome mi pare, professor Lorenzoni, tu capisci bene l'inglese, se vuoi te lo do e lo vedi. Su quella versione c'è scritto in fondo. Allora, da 6 mesi stiamo discutendo su una cosa che ad oggi è raccomandato non può influenzare la pratica clinica. Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Per favore, se a tutt'oggi, allora io ho la responsabilità di non aver modificato la pratica clinica che si può modificare oggi. Responsabilità è mia. E sono anche quello che ha fatto, esattamente quello che ha fatto tutto il mondo. Nessuno escluso. Perché non mi risulta che ci sia qualcuno che ha modificato la pratica clinica sulla base di queste cose. Se ne conoscete uno, per favore me lo dite. Di sicuro non è stato modificato il comportamento della pratica clinica nelle direttive e nelle circolari ministeriali, nelle direttive, nelle norme e nei decreti ministeriali, nei provvedimenti di sanità pubblica che sono stati attuati, a cui risponde chi fa il direttore generale. Perché chi fa il direttore generale non è in preda all'aria, risponde alle norme, risponde ai provvedimenti e agli atti che le istituzioni emanano e non ai proclami fatti in TV e sui giornali, punto. Ringrazio per il suo intervento. Consiglieri, un attimo, riprendiamo un attimo l'ordine dei lavori. Ringrazio il dottor Luciano Flor e le cedo la parola alla dottoressa Antonia Ricci, direttore dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Grazie. Grazie Presidente e grazie a tutti per l'invito. Insomma, una situazione complessa per me essere qui oggi. Io sono abituata a parlare in consessi tecnico-scientifici, raramente politici, ma insomma cercherò ovviamente di fare quello che so fare, che è di darvi informazioni tecnico-scientifiche. Nella presentazione avete sentito, io non so, forse sono l'unico non medico, o meglio medico veterinario, c'è chi dice che il veterinario è più che un medico, è medico anche veterinario, però insomma io non sono medico. 2 parole per spiegarvi perché sono qui oggi a rappresentare l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e tutta la squadra che sta sempre alle mie spalle. Quando parlo in queste situazioni ho la forza di un grandissimo gruppo dietro di me. Sono qui perché come istituto, quando è scoppiata la pandemia, proprio veramente da subito ci siamo messi a disposizione perché siamo ed eravamo già assolutamente abituati a trattare e a gestire epidemie, soprattutto epidemie virali. Il nostro istituto è centro di referenza europeo per l'influenza aviaria e insomma chi conosce la filiera agrozootecnica dei nostri territori sa che l'influenza aviaria per la zootecnia e per la produzione è un flagello non come il Covid ovviamente per le persone, però insomma da alcuni punti di vista comparabili. Si manifesta con una terribile mortalità negli animali e con ondate epidemiche che si susseguono nel tempo e nello spazio, e quindi appena abbiamo visto come si stava muovendo il Covid abbiamo capito che avremmo potuto dare un contributo. Abbiamo cominciato a fare i tamponi perché bisognava farli in quel momento e perché li sapevamo fare, ma immediatamente abbiamo chiesto di poter lavorare sul sequenziamento del virus, proprio perché sapevamo che per capire come
un'epidemia si sviluppa e soprattutto per capire come si può controllare il virus bisogna guardarlo e sequenziarlo. Quindi insomma io mi sono rivolta a chi è alle mie spalle dicendo noi lo sappiamo fare, se volete ci mettiamo a disposizione e cominciamo a sequenziare il virus. Tant'è che la prima sequenza, io credo in Veneto, sicuramente in Veneto, ma una delle prime in tutta Italia depositate in database pubblici internazionali è del 10 aprile del 2020 ed è una nostra sequenza veneta. Quindi l'abbiamo fatto, vi immaginate, erano dati già di marzo e noi li abbiamo messi a disposizione in aprile immediatamente. Perché un'altra cosa che sappiamo e che abbiamo imparato negli anni è che quando c'è un problema, soprattutto di questa portata, gli scienziati devono condividere le informazioni. Quindi la nostra policy da sempre è quella di rendere pubblici immediatamente tutti i risultati del nostro lavoro. Non ci interessa se gli altri ricercatori li possono usare, anzi ci fa piacere che li possano usare. Molto spesso questo vuol dire magari non pubblicare subito un lavoro, ma crediamo che quando si tratta di vite umane, ma anche di appunto pandemie che colpiscono gli animali, le informazioni vanno condivise immediatamente. Permettetemi un unico accenno personale in tutta questa storia, poi da qui in poi dirò solo cose tecniche. Noi siamo rimasti molto colpiti quando abbiamo visto che le sequenze dell'epidemia di Vo, che sono un patrimonio fondamentale per la comunità scientifica, sono state depositate in database pubblici il 24 febbraio di quest'anno, un anno dopo che i campioni di Vo sono stati prelevati. E questo per noi è inaccettabile da un punto di vista etico, in quella che è l'etica delle relazioni fra scienziati. Permettetemelo, ma davvero tutti noi ci siamo veramente stupiti, finalmente li abbiamo, finalmente tutto il mondo quelle sequenze le può vedere, ma vi assicuro che è un tesoro per la scienza, che però non doveva stare in un cassetto per quasi 12 mesi. Allora, con il mio gruppo abbiamo immediatamente analizzato con attenzione il lavoro di cui parlava il dottor Flor, il lavoro del professor Crisanti, anche se il primo autore è la dottoressa Del Vecchio e quindi si chiama Lavoro del Vecchio. Perché l'abbiamo fatto? Uno, perché eravamo curiosi, ma anche perché quel lavoro confronta dati utilizzando le sequenze che noi abbiamo depositato nei database pubblici, proprio perché noi le mettiamo a disposizione, quindi insomma immediatamente siamo andati a vedere che novità fossero riportate anche in merito appunto alle mutazioni, alle sequenze del virus, eccetera. Allora, il lavoro, che vi posso dire, ha delle inesattezze, ma adesso anche grossolane, ci sono dati riportati in modo scorretto, ma insomma questo ovviamente non è oggetto della discussione di oggi, semmai insomma io ho fatto proprio una revisione scientifica del lavoro e ve la posso mettere a disposizione. Pensate solo che la bibliografia del lavoro cita la UIL Pensionati e il Corriere del Veneto, questo è abbastanza anomalo per un lavoro scientifico, soprattutto se di alto livello. Comunque la tesi del lavoro è duplice. La tesi del lavoro dice che i tamponi rapidi, in particolare i tamponi Panbio della Abbott, hanno una bassa sensibilità e che questa bassa sensibilità è dovuta alla presenza in alcuni virus specifici del Veneto di alcune mutazioni, in particolare una doppia mutazione, però vi dico, non vado nel tecnico, ma se poi lo volete vi do tutte le informazioni, ed è una mutazione sul gene N che è il target, il bersaglio del test antigenico. Quindi la tesi è, siccome c'è questa mutazione, il test antigenico non riconosce questi virus, dà esito negativo, e quindi la conclusione finale del lavoro è che questi virus sono aumentati, questo tipo di mutazione è aumentato in Veneto in modo molto importante e ha sostenuto questo andamento anomalo della seconda ondata in Veneto. Allora, io lascerei da parte, se me lo consentite, la questione delle mutazioni, perché vi assicuro che è proprio sbagliata, nel senso che il lavoro stesso dimostra che queste mutazioni ci sono sia in virus non riconosciuti dal test antigenico che in virus riconosciuti dal test antigenico. La tesi che questa mutazione sarebbe cresciuta in modo esponenziale non è vera, perché è cresciuta per un certo periodo, ma poi è calata
quando ancora questo tipo di test si usava tantissimo e quindi non c'è assolutamente la correlazione fra l'uso del test e la mutazione. Peraltro noi siamo andati a vedere nella nostra banca dati tutti i virus che avevano questa mutazione, abbiamo chiesto ad Azienda Zero di segnalarci quanti di questi virus fossero stati riconosciuti dal test antigenico, perché nel database è presente se il paziente è stato diagnosticato col test antigenico, e nella maggior parte dei casi questo era avvenuto. Quindi la tesi che il test antigenico non veda questo virus mutato non è poi sostenuta dai dati e dalle conclusioni, quindi lasciamola da parte. Parliamo della bassa sensibilità. Allora, il lavoro presenta dei dati di sensibilità che sono quelli che poi sono stati divulgati, ma ve li leggo per essere precisa. Allora, sensibilità vuol dire la percentuale di campioni che sono positivi alla PCR che vengono riconosciuti anche dal test antigenico. Allora, il primo dato parla di 68,9, quindi attorno effettivamente al 70%. Tenete presente che anche solo questo dato ha un intervallo di confidenza, mi dispiace andare sul tecnico ma bisogna, che va da 55 a 80. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome il numero di campioni positivi nel test, nello studio, era molto piccolo, la variabilità della stima è molto ampia, per cui qualsiasi valore fra 55 e 80 può essere vero, ok? Quindi questo normalmente un revisore cosa dice? È necessario fare più analisi in modo da rendere una stima più precisa. Però se noi togliamo, allora la PCR, voi sapete che dà a volte delle positività anche quando la carica virale della persona, del paziente, è molto bassa. Io credo che chiunque di noi abbia avuto esperienza di persone in quarantena coi tamponi, no? Sa quanto tempo a volte ci vuole perché una persona si negativizzi anche dopo tanto tempo dai sintomi e dalla fine dei sintomi. In quella fase lì è dimostrato da tutti scientificamente che la persona non è più contagiosa perché la carica virale è troppo bassa, ma il test in PCR continua a dare dei segnali positivi perché è estremamente sensibile, va a vedere una quantità di virus molto piccola anche se in quel momento la persona non è più contagiosa. Questo vi assicuro che ve lo può confermare chiunque e qualsiasi letteratura. Allora, se noi confrontiamo il test antigenico con a volte queste positività in PCR a carica molto bassa, ovviamente troviamo delle discordanze perché il test antigenico è capace di vedere una positività che è proporzionale alla carica del virus, quindi più alta è la carica e più è probabile che il test antigenico sia positivo. Allora, nello stesso lavoro del professor Crisanti, togliendo i test in PCR che avevano una positività sopra soglia, che quindi la ditta produttrice stessa della PCR dice che sono negativi e quindi non vanno inclusi in questo studio, giustamente sono stati tolti e la sensibilità passa al 79,2%, quindi già siamo più vicini all'80 che non al 70. Ultimo dato, li sto leggendo dal lavoro e non me li sto inventando. Lo studio dice che sui campioni prelevati da pazienti asintomatici la sensibilità è del 90% e quindi capite che quando io voglio andare a cercare esattamente questo tipo di positività, forse questo test funziona pure bene, siamo arrivati al 90%. Tutti questi valori hanno degli intervalli di confidenza molto molto ampi e quindi la stima è comunque poco precisa. Allora, la cosa che mi interessa farvi capire è che questi dati sono perfettamente in linea con la letteratura internazionale, non c'è nessuna novità, che voi parliate del 70, del 79, del 90, c'è una letteratura ricchissima su questo argomento. C'è una review della Cochrane University che fa le meta-analisi, cioè quindi mette insieme tanti studi per trovare una sintesi, che sintetizza 11 diversi lavori pubblicati sul test PanBio, 48 lavori sui test antigenici, 11 dei quali solo sul PanBio, più altri 5 lavori pubblicati successivamente solo sul PanBio, e
i valori di sensibilità variano effettivamente fra il 70 e l'86%, quindi non c'è niente di nuovo nel trovare il 70% per di più in uno studio con dei numeri così bassi, ma perché a fronte di tutta questa letteratura scientifica che dice che la sensibilità dei test antigenici sta fra il 70 e l'86, il mondo continua a fare i test antigenici? Per quello che vi dicevo prima, perché è dimostrato, ma scientificamente, che appunto il test antigenico è in grado di individuare dei CT, quindi delle positività, delle cariche virali alte, quindi soggetti con maggiore contagiosità. E un lavoro abbastanza recente ha fatto un modello matematico molto bello, molto elegante, scientificamente, che dimostra che è molto più rischioso utilizzare il test molecolare e lasciare delle persone con alta positività circolare per 1 o 2 giorni finché si aspetta l'esito della PCR. Questo dà un rischio di diffusione del contagio e di insorgenza di focolai più alto rispetto all'utilizzo del test antigenico, che magari quelli a bassa carica li sbaglia, ok? Ma è in grado di prendere quelli che sono veramente contagiosi. Perché? Perché dà l'esito in fretta e in modo estremamente rapido. Uno dei suggerimenti che tutti i lavori scientifici fanno è di aumentare la frequenza. Questo è chiaro, perché quali sono i momenti in cui un paziente ha una carica bassa? A fine malattia, e lì non ce ne frega niente perché sta passando, a inizio malattia, e questo è grave, perché in quel caso ovviamente c'è un giorno in cui la carica è bassa, non è contagioso, i giorni successivi diventerà contagioso. Ma se noi il test rapido lo facciamo con una frequenza maggiore, riusciamo a beccarlo rapidamente prima che diventi effettivamente contagioso. Per cui tutti i lavori scientifici dicono come conclusione che il test rapido va utilizzato, può essere utilizzato, perché oltre alla sensibilità i fattori indispensabili per un uso efficace di questo test diagnostico sono la frequenza del test, la rapidità di risposta e l'accessibilità. Quello che dicevano prima i colleghi, e lo diranno anche dopo, nessuno ha mai sostituito i test molecolari con i test antigenici. Si è arrivati a tappo dei test molecolari, e ve lo assicuro perché noi eravamo fra quei laboratori che stavano a tappo, nel senso che più di così non si poteva fare, e a quelli sono stati aggiunti test antigenici, quindi si è aggiunta una possibilità di diagnosi che con i soli test molecolari non ci sarebbe stata. Un'ultima cosa volevo dirvi e riguarda le linee guida internazionali. Allora, ovviamente le linee guida internazionali e nazionali si sono susseguite e sono cambiate nel tempo, ma se noi andiamo a vedere le linee guida dell'OMS di fine ottobre, quindi 30 ottobre 2020, dicono che è diciamo possibile utilizzare, anzi che è consigliato utilizzare i test antigenici in situazioni in cui nella popolazione ci sia un'elevata prevalenza, e credo che nella nostra regione non si possa dire che la prevalenza non era elevata, e dice i test rapidi possono essere utilizzati per la diagnosi precoce e l'isolamento dei casi positivi in strutture sanitari, centri e siti di test Covid, case di cura, carceri, scuola, operatori sanitari in prima linea e per tracciamento post contatto. Come? No, questo è del settembre 2020, quindi parla ancora dei test di prima generazione. Non fa. Guardi, i test di seconda e terza generazione vengono citati dal Ministero nell'ultima, ma è di gennaio, qua stiamo parlando di questioni che riguardavano settembre, ottobre. L'ho detto, poi le linee, ma queste sono ufficiali. Questa è la linea del Ministero del 30 ottobre 2020. Guardate, ho finito così non vi annoio più. In cui
Quindi 30 ottobre 2020, Ministero della Salute ISS, utilizzo dei test rapidi per lo screening degli operatori sanitari e del personale in contesti ad alto rischio, con conferma dei positivi con test molecolare, e dice il test antigenico potrebbe essere indicato in quei contesti in cui sono vantaggiosi l'identificazione e l'isolamento rapido dei positivi a tutela dei soggetti fragili a rischio di complicanze e delle larghe comunità chiuse. L'ECDC dice la stessa cosa, poi appunto con ovviamente il miglioramento dei test di seconda e terza generazione poi sono cambiate anche le linee guida, ma questo appunto a gennaio è quello che veniva detto. Comunque io questo l'ho messo tutto in una relazione precisa che quindi vi fornirò più che volentieri. Grazie. Grazie alla dottoressa Antonia Ricci. Lascio ora la parola al dottor Rassu Mario, direttore della microbiologia dell'Usciotto Berica e coordinatore delle microbiologie del Veneto, e chiedendo ai prossimi interventi di riuscire ad organizzare nel limite del possibile i vostri interventi, cercando anche un po' di contenerli nel limite del possibile. Grazie dell'invito, ringrazio il Presidente e saluto tutti i colleghi delle 14 microbiologie con cui fin dal primo momento abbiamo collaborato in questa avventura. C'è stato uno scambio continuo di reagenti, di consigli che ha servito tantissimo anche per sostenere questo sforzo immane. Allora vi faccio una rapidissima spiegazione di alcune cose di cui tutti parlano ma di cui nessuno va in dettaglio, e cioè vi dico cos'è il test molecolare di cui tutti si riempiono la bocca, che invece va spiegato chiaramente. Cosa vuol dire? Prendo il virus, faccio il tampone nasale, apro il virus da un punto di vista chimico, tiro fuori l'acido nucleico che è un RNA, lo ritrascrivo in cDNA e poi lo amplifico, cioè lo moltiplico attraverso i primer, che sono delle calamite brevettate dalle ditte multinazionali che permettono poi di rilevare il virus. Più virus all'inizio, prima viene fuori il segnale. Questo è il cosiddetto CT di cui tanto si parla. Quindi, tradotto, se ho tanto virus, cioè la viremia è alta, amplifico rapidamente il virus dopo 15 cicli, se ho pochissimo virus ci vuole più tempo, e questo tipo di attività richiede competenze scientifiche, know-how tecnologico e strumenti. Per fortuna il Veneto ha una rete di microbiologie, noi avevamo le macchine, ognuno la propria macchina, e l'azienda Zero si è subito attivata per rifornirci di reagenti. Tra le varie cose, dopo i primi 2 giorni dallo sviluppo della pandemia, in cui abbiamo mandato 10 campioni a Verona e 11 all'Istituto Superiore di Sanità, noi eravamo autonomi anche perché Padova non riceveva campioni visto che era già intasata dal problema di VO. Quindi siamo partiti da poco più di 100 campioni al giorno per arrivare come microbiologia a 1000 in poco tempo, e abbiamo fatto di tutto di più, ma non solo noi, tutte le microbiologie, per cercare di aumentare la produttività. Ci siamo inventati i pool. Cosa vuol dire? Prendere 5 campioni, mettere un unico e amplificare, perché non avevamo i reagenti. Vi segnalo che i reagenti per la biologia molecolare sono una richiesta mondiale, per cui abbiamo sempre ricevuto, c'è il dottor Fattori, ingegnere Fattori, dei numeri bassi di reagenti perché non erano disponibili sul mercato internazionale. Quello che voi vedete oggi con i vaccini è quello che noi abbiamo vissuto per 1 anno e viviamo ancora con i reagenti. Oggi mancano i puntali in plastica, l'unica ditta produttrice probabilmente è la Corea del Sud o la Cina, per cui è impossibile aumentare la produttività dei tamponi dal punto di vista tecnico perché mancano le plastiche. Vi ricordo che la PCR a plastica va a 90 gradi, questo deforma, quindi vanno brevettate, sono certificate, e quindi c'è oggettivamente una difficoltà mondiale nella processazione dei tamponi molecolari. Quindi i tamponi molecolari sono un bene prezioso, ma tradotto in un esempio radiologico sono come un TAC, come una risonanza. Quindi si può fare diagnosi, è un elemento prezioso, abbiamo fatto estrazioni rapide, fatti i pool, ma c'è un limite invalicabile e il Veneto è arrivato a 28.000 tamponi a dicembre, credo che sia un numero gigantesco anche rispetto alle altre regioni. Bene, allora il fenomeno è complesso, si sviluppano i focolai
Vi ricordo anche che i paesi hanno cominciato a contingentare i reagenti, per cui per esempio gli Stati Uniti non rifornivano il mercato europeo di questi test molecolari. Ecco il motivo per cui nascono gli antigeni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato fino all'11 di novembre 952 test diagnostici per il Covid. Non c'era nulla prima di questo. Quindi abbiamo tanti test, la difficoltà della scelta migliore e 52 test antigenici, quindi è impossibile provarli tutti. Allora, per forza di cose, uno si basa su quello che dichiarano le ditte. Questo è il bugiardino del Covid Antigenic Rapid, quello nominato nel lavoro del professor Crisanti, e la ditta dichiara una sensibilità del 91,4%, specificità del 99,8%. Tradotto, trova sempre il Covid, se c'è, e lo trova 92 volte su 100. Quello che non emerge mai è questo: quando c'è una viremia alta, cioè quando il virus è infettivo, cioè oltre 1 milione di copie, l'antigene lo trova sempre. Quindi l'antigene funziona quando il paziente è viremico, cioè contagioso e infettivo. Se la viremia è molto bassa, l'antigene non lo trova. Cioè, tradotto in termini radiologici, se io ho l'attacco come tampone molecolare, l'antigene può essere una radiografia. Ma le due cose non sono in contrapposizione, vanno usate in modalità diverse. Se io ho tanti casi da esaminare, l'antigene può farti una risposta in un quarto d'ora, quindi permette di togliere i positivi e separarli dai negativi rapidamente. Il test molecolare che arriva dopo le 36 ore è inutile, anzi è pericoloso, perché l'epidemia si espande rapidamente. Quindi faccio sempre un esempio: se c'è un incendio bisogna utilizzare, se l'incendio è fatto a focolai, non basta una squadra di pompieri, cioè non basta il molecolare, bisogna avere più squadre di pompieri. Questa è la funzione dell'antigene. Quindi viene usato nel test di screening di grandi popolazioni ed è un test rapido, per cui questo è il significato dell'antigene. Le fasi successive, cioè gli antigeni cosiddetti di seconda, terza generazione e anche quarta, cioè in chemiluminescenza, hanno semplicemente ridotto l'errore umano di lettura e hanno moltiplicato la capacità tecnica dell'antigene, che è praticamente, negli ultimi di quarta generazione, sovrapponibile al test molecolare. Quindi è un ulteriore strumento che si aggiunge. È così che non sono stati chiusi gli ospedali, che abbiamo dato gli accessi al pronto soccorso e abbiamo continuato l'attività anche normale. Perché quando arriva un paziente al pronto soccorso e deve avere una frattura di femore, deve fare l'antigene. Non può aspettare il molecolare, perché dovremo parcheggiare il paziente per 1 o 2 giorni in attesa della risposta del molecolare. Vi ricordo che non abbiamo mai sospeso i molecolari, ne facciamo oltre 2400 al giorno, praticamente in ogni microbiologia, e quindi quando il tecnico, il clinico ha un dubbio anche clinico, cioè ha la difficoltà o ha un sospetto di un quadro clinico compatibile al Covid, comunque fa il molecolare di conferma. Altra cosa che vi dico, e questo è un equivoco che va chiarito perché non lo dice nessuno: se io ho un paziente in rianimazione e gli faccio l'antigene, può essere negativo perché il virus intanto si è localizzato nei polmoni. Se fate l'escreato si positivizza. Quindi abbiamo aggiunto armi su armi, cioè prima i molecolari, poi gli antigeni di prima, seconda, terza e adesso di quarta generazione, perché ci aspetta la sfida delle scuole con la riapertura in cui dovremo screenare l'intera popolazione scolastica più tutto il resto della comunità. Aggiungo un'altra cosa al discorso dell'articolo del professor Crisanti. Un gruppo spagnolo ha fatto uno studio su quasi 1000 pazienti clinici con il test Covid Panbio e li ha stratificati in rapporto a quanti cicli di amplificazione c'erano e alla sintomatologia e all'età. Bene, il Panbio trova nel 100% dei casi i soggetti positivi con un CT sotto il 25, quindi quando il paziente è infettivo, e sono tutti pazienti di età superiore ai 50 anni. Lo studio è pubblicato, è disponibile e quindi fa pensare che probabilmente è uno dei migliori test da utilizzare nell'RSA. Io avrei finito e vi ringrazio. Siamo noi che la ringraziamo. Lascio il microfono alla dottoressa Francesca Russo, direttore dell'area Prevenzione e Sicurezza Alimentare.
Eccolo. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente per questa opportunità e il mio intervento sarà piuttosto breve, nel senso che è già stato elencato dal Presidente e dall'assessore il percorso che come Aria abbiamo fatto, anche dal Dottor Flor, e quello che nel tempo abbiamo scritto, abbiamo condiviso, non soltanto come Regione Veneto, l'abbiamo condiviso con le altre regioni, l'abbiamo condiviso anche con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Ministero. È stato un crescere insieme man mano che gli strumenti diagnostici erano disponibili, man mano che si accumulavano evidenze circa il comportamento di questo virus. I setting su cui abbiamo cercato di intervenire sono diversi, perché abbiamo da un lato la popolazione generale, dall'altro abbiamo le strutture residenziali, abbiamo l'esposizione degli operatori nei diversi contesti lavorativi, perché nel nostro modo di lavorare, senza che da nessuna parte sia scritto, ma questo deve essere fatta una stratificazione del rischio, anche nell'utilizzo degli screening rivolti agli operatori, a secondo del ruolo e dell'eventuale rischio che questi possono avere. Quindi, sin dall'inizio abbiamo avviato un percorso di testing negli operatori, soprattutto verso coloro... Scusate se cambio mascherina. Sì, ma non riesco. Metto questa che è più leggera. Ah, ecco, sì. Così. Ah, ecco. Scusate, poco avvezza. Allora, dicevo che è chiaro che la strategia di testing che abbiamo molto utilizzata nell'ambito della nostra regione è stata tarata a seconda del setting, a seconda dell'esposizione del rischio. Quindi un test con tempistiche diverse negli operatori sanitari che erano a diretto contatto e a maggiore esposizione rispetto a chi invece aveva un'esposizione più bassa. È vero che il Ministero e tutte le linee guida indicano di effettuare dei test di screening, ma vi assicuro che da nessuna parte è specificata una tempistica. Quindi l'individuazione di una tempistica condivisa, tra l'altro nell'ambito del CTS, è stata inserita nei definiti precedentemente piani di sanità pubblica. Che cos'è un piano di sanità pubblica? Un piano di sanità pubblica è un'organizzazione del lavoro descrivendo sulla base dello scenario epidemiologico e quindi della situazione epidemiologica in termini di incidenza come numeri di casi, di nuovi casi che si verificano da parte dell'agente responsabile della malattia, in base a quello che è lo scenario che pesa sui sistemi sanitari, soprattutto in termine ospedaliero, quindi di ricoveri sia in area critica e area non critica, e in base a quella che è l'epidemiologia dei contesti specifici a cui accennavo prima, per esempio le strutture residenziali, area di soggetti particolarmente fragili, oppure le scuole, setting di comunità dove molto facilmente può avvenire la diffusione del virus. E quindi i nostri piani di sanità pubblica, i piani di sanità pubblica regionali hanno via via modificato quelle che erano le indicazioni a seguito di quelle che erano le circolari del Ministero, a seconda dell'evoluzione del nostro scenario epidemiologico, quindi contestualizzati nell'ambito della diffusione e della circolazione del virus nella nostra regione e sulla base di quelle che sono state le indicazioni del Ministero e via via gli stessi adeguati a questi, e servono ad avere un comportamento uniforme, cioè in tutta la regione valgono le stesse indicazioni e valgono le stesse regole. I nostri operatori devono fare le stesse cose, con le stesse modalità e rispettando gli stessi tempi. Questi sono i piani di sanità pubblica. Una cosa molto importante inoltre è il monitoraggio a cui tutte le regioni sono chiamate a rispondere. L'anno scorso, verso la fine del lockdown, è stato emanato un decreto del 30 aprile, un decreto legge, che introduce un sistema di monitoraggio
divenuto famoso come il monitoraggio dei 21 indicatori. Lo vedete ancora. Questo monitoraggio io ho partecipato, come diceva l'assessore, anche al tavolo di Costituzione insieme agli altri miei colleghi delle regioni. È stato molto discusso e molto dibattuto perché è un piano che comprende diversi indicatori, alcuni di questi molto complicati da poter spiegare in un contesto che non sia strettamente un contesto tecnico, quindi difficili, diciamo, da tradurre per la popolazione generale oppure per chi non è all'interno di questo sistema. Però è nato come un sistema che serviva al Ministero e all'Istituto per monitorare l'andamento dell'epidemia e alle regioni per monitorare se stesse. Non era legato a quello che è venuto dopo, che sono invece gli scenari. Allora, il documento degli scenari, che è questo, il primo documento, dove tra l'altro, come diceva il Presidente, è stato condiviso anche in conferenza Stato-Regioni e noi insieme ad altre 4 regioni abbiamo partecipato alla stesura, è un documento che introduce, tra l'altro è scritto, Presidente, che non deve essere un documento vincolante, mentre dopo lo è diventato. Quindi la conferenza lo aveva approvato scrivendo che questo documento non doveva essere vincolante, c'è ancora scritto in grassetto. Successivamente, diciamo che a seguito dell'aggravarsi della situazione epidemiologica è diventato invece vincolante. Vincolante affinché le regioni adeguassero rispetto allo scenario di rischio determinate azioni. Quindi, se la regione si trovava in zona gialla, in zona arancione o in zona rossa, la zona rossa diciamo che è decisa dal Ministero, ma le 2 zone di rischio intermedie sono delle zone dove sono previste delle attività o perlomeno delle misure che riguardano l'organizzazione del lavoro, che riguardano la comunità e che riguardano le scuole. Tra l'altro, all'interno di questo documento le misure cambiano anche in riferimento al periodo, cioè se siamo a settembre piuttosto che a dicembre, piuttosto che in primavera. Quindi è un documento abbastanza complesso. Strano che mi viene la tachicardia, uno è abituato a parlare frequentemente. Allora, che cosa è successo nella nostra regione a un certo punto? E così vado al punto principale. Allora, intanto, sin dall'inizio di questa pandemia, insieme ad Azienda Zero è stato istituito un gruppo di lavoro che si vedeva ogni giorno per mettere in fila tutti i dati e poter dare il famoso bollettino, che adesso ormai è consolidato, 2 volte al giorno, affinché tutti sapessimo quello che succedeva. Ma oltre a questo bollettino di comunicazione pubblica, vengono comunicati giornalmente, anche adesso, entro le 2, prima era entro le 4, insomma sono cambiati gli orari, al Ministero i dati e i test effettuati. Fino a poco tempo fa, fino al 15 gennaio, solo i test molecolari. Dopo il 15 gennaio, a seguito della circolare dell'8 gennaio e a seguito di quello che hanno chiesto le regioni, perché effettivamente il potenziale di testing di tutte le regioni era più del doppio rispetto a quello rappresentato, quindi era falsato il rapporto di positività che oggi vediamo, arriviamo al 4.9, al 5, eccetera, perché i test che vengono effettuati, che siano molecolari o che siano antigenici, devono essere tutti segnati almeno nel denominatore, e questo dà una rappresentazione corretta. Quindi insieme ad Azienda Zero abbiamo adeguato anche quello che era il nostro software e la possibilità di rispondere a tutti questi, diciamo, come si può dire, bisogni informativi, sia rivolti verso la Regione, sia rivolti verso il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità. A un certo punto il software che avevamo messo in piedi, ma di questo eventualmente vi faccio avere una relazione, il software che abbiamo messo in piedi nelle prime fasi dell'epidemia, il cosiddetto PIC 19, grazie. No, è che è un po' di calo ipoglicemico. Grazie, allora parlo da seduta.
Sì, infatti. Allora, no, dicevamo, il PIC-19 è stato via via sostituito perché avevamo bisogno di un'anagrafe vaccinale solida dal SIAVR, chiamato SIAVR Covid-19. Allora abbiamo avuto nel mese di... Questo è cominciato già in estate. No, grazie, gentilissimo. Allora abbiamo avuto sia a partire dall'estate un affiancamento tra il PIC-19 e il SIAVR, per farla breve, una trasposizione dei dati in un sistema più efficiente. È successo anche un'altra cosa nel frattempo tra settembre e ottobre, che sono entrati nei mesi di ottobre a far parte del sistema anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, a cui tra l'altro il Ministero in un accordo quadro ha affidato l'esecuzione dei test antigenici rapidi di prima generazione. E quindi lì è stato costituito, è stato strutturato un portale operatore che pian piano si è integrato per avere un'unica banca dati. Ultimo elemento da mettere in fila, la modifica di soggetto guarito. Allora, si è passati dai 14 giorni che hanno sempre accompagnato la quarantena e l'isolamento a 10 giorni. Questo perché tutti i paesi europei e quindi anche l'ECDC si era orientata su una riduzione del periodo di quarantena e di isolamento, visto che negli ultimi giorni, quindi arrivato al settimo, infatti la Francia ha messo il settimo giorno, la maggior parte dei soggetti si negativizzava. Quindi questa era vissuta come una penalizzazione da parte dei soggetti che venivano messi in quarantena, non soltanto quindi i soggetti isolati che comunque erano positivi, ma anche quelli che erano in contatti stretti. Quindi è stato modificato anche questo. Questo ha portato a una serie di disallineamenti che io ho sempre spiegato. Abbiamo comunicato all'Istituto Superiore di Sanità, ci sono le mail, abbiamo detto che avevamo un problema di dati e che erano disallineati e che stavamo recuperando. Io ho fatto con i miei colleghi, con i miei collaboratori, un'estrazione per capire quanti soggetti nell'ambito della Regione Veneto nel mese di ottobre e la prima settimana di novembre non erano stati presi in carico, anche perché in quel periodo cominciavamo, ad avere, seduta sto molto meglio, cominciavamo ad avere tantissimi casi. Se vi ricordate, dalle nostre frequenze di incidenza giornaliera erano 3.000, 3.500, 4.000, purtroppo siamo arrivati anche a 5.000 un giorno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutte le aziende, per determinare e per scrivere e per identificare nell'ambito del database lo stato clinico del soggetto, li devono contattare, ok? E dire: signora Francesca Russo, il risultato che lei è positiva, come sta? Ha sintomi? Sì, no. Quindi questo è l'indicatore 1.1 dei famosi 21 indicatori. Lì c'è una soglia che non è del 100%, perché sarebbe impossibile nel momento in cui abbiamo tantissimi casi, e quindi c'è una soglia che è del 60%, che non è una soglia che poi determina l'RConT. L'RConT è un'altra cosa e adesso ve ne parlo, ma è una soglia che invece sta ad indicare se una regione ha dei dati affidabili, e vi assicuro che molte regioni sono andate a finire in area rossa perché la loro banca dati non era in quel momento affidabile. Quindi una cosa che abbiamo sempre messo davanti a tutte le nostre attività era quello di avere, ed è quello di avere, un database che sia allineato perfettamente con l'Istituto Superiore di Sanità, perché questo prevede la legge. I documenti di monitoraggio prevedono anche che le regioni via via recuperano i dati e li allineano. Questo è già previsto ed è quello che abbiamo fatto. Quindi, ritornando a quello che è stato, in maniera, ve lo spiego molto veloce, ma vorrei che lo comprendessimo nello stesso tempo in maniera chiara. Abbiamo individuato tutti i soggetti che dal mese di ottobre alla prima settimana di novembre non erano stati presi in carico. Li abbiamo marcati con l'addizione asintomatici. Questo non comporta nessuna differenza nel calcolo dell'RConT e quindi nel passaggio di area, perché l'RConT non considera né quelli non presi in carico né quelli che sono asintomatici. L'RConT considera solo i soggetti sintomatici. E poi ci torno. Allora, questi soggetti abbiamo fatto degli incontri
diversi incontri. Ad uno di questi ero presente anch'io e insomma i colleghi, i direttori di dipartimento che hanno partecipato quel pomeriggio se lo ricordano bene, perché credo di essere stata veramente molto ma molto dura. Io ho detto il nostro obiettivo è quello di recuperare sullo stato clinico di questi soggetti. Di questi che voi trovate asintomatici, li dovete chiamare tutti. Dopo questo incontro abbiamo fatto la suddivisione a ogni azienda del proprio pacchetto di soggetti da riclassificare ed è scritto nelle mail che abbiamo mandato. Quindi loro avevano il compito di chiamare quei soggetti oppure di andare a caricare i dati che nel frattempo avevano la maggior parte, l'URSS 6 per esempio, già a disposizione, ma li avevano registrati su sistemi alternativi, in sintesi su Excel, perché era molto più veloce telefonare e segnare per poi caricare sul sistema piuttosto che star lì a farlo sul sistema, perché i casi da riportare erano tanti. Quindi c'è stato, e vi dico che tutti i colleghi del Dipartimento di Prevenzione, che fossero medici, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione o veterinari, si sono messi a telefonare e a riclassificare i dati. Perché dico che questa è una cosa che ci deve fare riflettere? Perché riclassificare i dati e fare in modo che tutti i soggetti che avevamo marcato come asintomatici venissero riclassificati come in parte asintomatici perché lo erano, ma in parte come sintomatici, non era a favore dell'R con T, perché non era questo l'obiettivo. L'obiettivo era ed è avere un allineamento dei dati che corrisponda, per quelle che sono le nostre possibilità, alla reale rappresentazione dello scenario di rischio. Quindi noi abbiamo, e lo vedete in tutti i bollettini perché sono pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità, allineato tutti i dati, e nelle settimane di ottobre e novembre troviamo sia sintomatici che asintomatici e i sintomatici rientrano nell'R con T. L'R con T di quel periodo erano R con T alti, ma non sono le stesse, non c'è lo stesso metro di valutazione che c'è adesso. Perché questo documento, che è il primo, successivamente c'è stato un DPCM e 2 decreti legge che hanno cambiato la classificazione delle regioni, diceva che non era solo l'R con T ad essere importante, ma era la capacità della regione di contenere l'epidemia. Come? Individuando i focolai, avendo la possibilità di classificare correttamente sintomatici e asintomatici, mettendo in atto quello che era previsto nello scenario corrispondente. Allora, torno a quello che è lo scenario corrispondente. Noi abbiamo avuto, io ho fotografata l'andamento della curva, ma vedete che è salita molto rapidamente, quindi il fatto che si alzi rapidamente il numero dei casi determina un aumento dell'R con T ed è l'aumento dell'R con T iniziale. Successivamente invece la nostra curva è rimasta in una sorta di plateau, che lo definisco io seghettato, perché abbiamo avuto un andamento di piccola salita, piccola discesa, piccola salita, piccola discesa. Come si legge questa? Si legge come attività di massimo contenimento di quella che è l'epidemia. Ciò significa che noi tutti, ognuno per la propria parte, abbiamo fatto tutto quello che era possibile per evitare che la curva continuasse a salire. E questo si spiega ed è documentato perché nella lettera del 4 gennaio che abbiamo scritto e inviato sia al Ministero che all'Istituto, noi abbiamo elencato, tutte le fonti informative di cui disponiamo e che sono aggiuntive a quelle che vi ho detto in linea con l'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo elencato tutte le misure che abbiamo messo in piedi e non sono solo quelle dell'area gialla, sono anche quelle dello scenario arancione. Noi le abbiamo messe e le abbiamo attuate entrambe. Quello che il Presidente ha definito area gialla plus o rafforzata era mettere insieme le misure previste anche per scenari di rischio superiori, anche se i numeri e le condizioni ci collocavano in uno scenario di rischio inferiore. Quindi questo per dire che la valutazione di un livello di rischio non può essere incasellata da numeri, non può essere incasellata da percentuali, deve essere incasellata dalla capacità di valutazione che l'operatore deve avere, valutando quello che è lo stress
nell'ambito della parte ospedaliera, perché nessuno, come abbiamo detto prima, deve essere privato della possibilità di essere curato, ma anche quello di evitare la diffusione dell'infezione. E noi abbiamo puntato sin dall'inizio su questo, anche nel primo piano di sanità pubblica e nel quello di marzo del 2020 con la delibera 344, la nostra strategia era stata proprio quella di individuare il maggior numero di positivi, e se permettete io questo lo trascrivo al di là di tutte le generazioni dei tamponi che possono esistere, perché l'obiettivo di un operatore di sanità pubblica è individuare più soggetti possibili e metterli in isolamento, perché soltanto in questo modo abbiamo la possibilità di interrompere la circolazione del virus. Non abbiamo altri mezzi. È vero che adesso abbiamo il vaccino, abbiamo i monoclonali, ma il virus è il virus. E il comportamento di un virus a volte lo pieghi, a volte no. E il coronavirus ci ha insegnato molto su questo. Nessuno di voi era qui quando c'è stata la pandemia del 2009, io c'ero ed ero nello stesso posto in cui sono adesso. E mi ricollego a quello che ha detto il Presidente prima. È stata una pandemia a confronto pallida, una pandemia, ecco, forse l'Antonio si ricorda, una pandemia che ha portato gli stessi problemi, soprattutto per la vaccinazione, quindi categorie, prioritarizzazioni, eccetera. Non ha fatto morti, abbiamo avuto pochissima mortalità, un'incidenza molto alta di infezione e quindi di diffusione, ma abbiamo imparato un metodo. È quello che diceva il Presidente prima, perché per portare avanti la sanità pubblica ci vuole la scienza, e la scienza va applicata sul territorio con metodo, non si inventa nulla. Quindi il fatto che siamo all'interno di tanti tavoli nazionali non è perché siamo simpatici, è perché abbiamo un metodo che abbiamo condiviso anche con le altre regioni, dove devo dire che ci sono dei colleghi molto molto bravi. E quindi quello che è successo anche in altri territori dove hanno avuto una maggiore incidenza è stato determinato molto dal tipo di virus, dalla circolazione del virus che si è venuta a determinare. Noi siamo stati più fortunati, ma è vero che eravamo organizzati. Avevamo un team all'interno dei dipartimenti di prevenzione che abbiamo deliberato nel 2012, dopo aver costituito il Centro per il controllo delle malattie regionali, cosa che invece il CCM nazionale non ha dedicato alle emergenze, noi sì, e abbiamo prodotto delle procedure operative per tutte le malattie che possono dare origine a focolai epidemici. Ma questo è già scritto e l'abbiamo anche presentato nel 2012 al Ministero e a tutte le regioni. Quindi non siamo stati più bravi, abbiamo avuto il tempo, prima che questa epidemia, questa pandemia si verificasse, di sperimentare un metodo, di sperimentare un'organizzazione, di sperimentare una modalità per fronteggiare le varie situazioni. E ci stiamo provando con tutte le nostre competenze e con tutti i nostri sforzi, facendo dei piani di sanità pubblica, cercando di migliorare via via e di applicare la migliore strategia possibile. Adesso lo scenario sarà diverso, stiamo lavorando, come diceva l'assessore prima, alla revisione di questi 21 parametri del monitoraggio, perché li vogliamo ridurre, perché non sono più rappresentativi della situazione di un anno fa, devono essere rappresentativi della situazione di adesso, con le vaccinazioni, con il fatto che è molto più pericoloso, avendo messo in sicurezza i fragili, che il virus si mantenga nei soggetti giovani, perché adesso, se voi guardate le curve, c'è una curva che non scende, non va a zero. Perché? Perché i soggetti dai 25 ai 64 anni mantengono l'infezione, e fino a quando noi non abbassiamo questa categoria non avremo sconfitto il virus. Quindi io termino con questo tipo di come si può dire, di augurio per tutti noi, ognuno per la propria parte, perché una battaglia non si vince da soli, non si vince solo con la sanità, si vince anche con l'informazione e con la nostra consapevolezza, che deve essere presente a tutti i livelli e ciascuno nell'ambito del proprio ruolo. Cercheremo continuamente di fare del nostro meglio e forse anche di più. Grazie dottoressa, la ringraziamo molto. Seguo l'ordine dei dirigenti, il dottor Saia Mario, direttore del governo clinico dell'azienda Zero.
Sì, intanto buongiorno a tutti, ringrazio per l'opportunità. Io sono qui in veste di coordinatore del comitato scientifico. Un comitato scientifico composto oltre a me anche da altre 10 persone che vado a elencare in ordine alfabetico molto rapidamente. C'è il dottor Baiocchi, il professor Baldo, la dottoressa Catellani, il professor Crisanti, il professoressa D'Adalti, il dottor Stefano Merler che si è dimesso quasi subito, il professor Navalesi, la professoressa Tacconelli, il professor Vianello e il dottor Zambon. E il compito del comitato scientifico cos'è? È stato richiamato più volte nelle relazioni precedenti, come riportato nella deliberazione istitutiva dello stesso. Il compito principale è quello di fornire supporto all'area sanità e sociale in relazione a tutte le scelte e le azioni che dovranno poi essere adottate per il superamento dell'emergenza sanitaria. Tutto ciò, ci tengo a specificarlo, nel rispetto degli indirizzi che vengono emanati dal Ministero della Salute, ormai quasi sempre congiuntamente con l'Istituto Superiore di Sanità, e anche del Comitato Tecnico Scientifico, quello il nazionale, quello il cosiddetto CTS, cui si riferisce spesso. E sono stati condotti in questi 14 mesi una serie di incontri, all'inizio in presenza per ovvi motivi anche a distanza, e poi l'attività è proseguita con l'approvazione di una serie di documenti per via telematica, quindi approvazione di documenti, formulazione di pareri, sempre e solo, ripeto, su richiesta dell'area sanità e sociale, quindi unico interlocutore. Come avviene l'iter delle approvazioni? Inizia con la ricezione della documentazione da parte dell'area sanità e sociale, viene a mezzo mail, mi si fa anche una telefonata per velocizzare il tutto, mi pare ovvio. Vi è poi un'immediata trasmissione, sempre a mezzo mail, a tutti i componenti del comitato di tutta la documentazione pervenuta e di qualsiasi altra cosa possa essere necessaria, mettendo anche per conoscenza il dirigente che ha fornito il tutto, quindi in un'ottica di piena trasparenza. Questo perché? Questo per l'importanza dei tempi, le date entro i quali fornire i pareri. Tutto ciò naturalmente a garanzia della funzionalità del tutto. Se poi questo parere deve essere incluso in un documento, in un atto giuntale, per qualsiasi cosa. Quindi il rispetto dei tempi è sempre stato ovviamente molto importante, e chiaramente il tutto può essere fatto per via telematica, ma se c'è bisogno anche trovandoci in videoconferenza, quindi il momento di confronto c'è assolutamente sempre. Il parere com'è che avviene? Il parere con tutte le eventuali osservazioni che possono nascere, oppure tutti quei suggerimenti, perché molte volte si tratta poi di tradurre degli indirizzi e spiegarli in maniera più puntuale per una migliore applicazione, vengono trasmessi in maniera formale all'area sanità e sociale, concludendo in questo modo l'iter di approvazione. Tutti i documenti, pertanto, vanno intesi come approvati con un superamento della maggioranza dei componenti, quindi quelli erano i componenti, ad esclusione del coordinatore del comitato, che sono io stesso, per scelta si era fatto questo, e anche del coordinatore dell'OMS per le regioni per l'emergenza Covid, che pur non avendo espresso dei pareri così vincolanti, ma comunque ovviamente riportati, devo dire che ha partecipato sempre in qualità di osservatore, fornendo degli spunti di assoluto interesse, proprio in tutti i casi. È il dottor Zambon. Veramente mi sento di ringraziarlo per la puntualità e la precisione con cui ha sempre collaborato con noi. Per quanto riguarda l'attività, dunque, come incontri, 11 incontri. Possono sembrare pochi, ma a fronte dell'approvazione di 49 documenti. Stiamo parlando di 14 mesi, quindi l'attività è decisamente importante, capitemi. Nel corso di queste riunioni abbiamo affrontato una serie di argomenti, alcuni, ripeto, sono tradotti in documenti operativi, altri incontri invece sono stati atti a valutare per esempio i modelli previsionali, atti a valutare magari qual era la migliore strategia per l'implementazione. Mi riferisco per esempio alla scelta dei setting assistenziali, l'implementazione, l'importanza di aver implementato e puntato in modo molto forte sul modello delle terapie semi-intensive, quindi tutte cose che sono state affrontate nel corso delle riunioni del comitato, e sono poi tradotte anche in una serie di documenti come le flowchart, le famose flowchart del professor Navalesi per l'invio dei pazienti Covid. La scelta del setting assistenziale maggiormente corretto, a mio avviso, e non solo a mio avviso, è una delle cose vincenti in questo tipo di gestione. Poi anche un'altra attività sempre di supporto a altri documenti operativi, come per esempio gli indirizzi sulla sospensione delle attività chirurgiche. Anche qui c'era un passaggio
un passaggio formale per capire la cosa, anche per cercare poi di dimensionarla, fino a delle proposte anche inviate, poi senza successo peraltro, anche a livello di CTS nazionale, come il ricondizionamento dei caschi per la CPAP, oppure anche fino a delle diffusioni di semplici documenti per gli indirizzi e per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Ultimo di questi incontri qua, faccio un esempio, è stato quello del 16 gennaio di quest'anno, è un incontro così, una proposta un po' inusuale, magari il professor Crisanti aveva scritto alla Presidenza, poi girata all'area sanità e sociale, ci siamo immediatamente trovati il giorno dopo per esaminare due progetti. Uno riguardava la riapertura delle scuole, progetti intesi come progetti di sanità pubblica, il secondo riguardava una revisione dei requisiti strutturali, sempre anche delle RSA. Erano delle relazioni piuttosto sintetiche, per le quali del primo, vado a citare il verbale, il primo quindi quello sulla scuola si riconfigurava a nostro avviso come uno studio pilota e pertanto si rimandava all'acquisizione di un protocollo di studio e siamo tuttora in attesa del materiale per poterlo poi giudicare, anche con un doveroso coinvolgimento peraltro della direzione formazione e di istruzione regionale, in quanto l'espressione di un loro parere per la fattibilità è fondamentale. Il secondo invece riguardava questa revisione dei requisiti strutturali del RSA, come la conclusione era che non potesse poi concedere tanto a noi, fosse sicuramente auspicabile, poi questa piacevole notizia di un avvio di una riforma nazionale con una commissione ministeriale, quindi è ben sicuramente gradita e anche va assolutamente in linea con quanto abbiamo già visto a gennaio. Documenti ne abbiamo approvati 49, quindi sono tantissimi, quasi tutti i provvedimenti, quindi, ma non solo i piani di sanità pubblica, anche tante altre cose sono passate, anche le circolari, le riaperture, le chiusure, le sospensioni dei test respiratori, tutte quelle cose lì si è sempre fatto un passaggio perché volevamo fare proprio questo passaggio tecnico. Per quanto riguarda gli incontri, quindi mi preme assolutamente ringraziare chi ha partecipato al 100% degli incontri, sono praticamente tutti, il professor Baldo, la dottoressa Cattellan, la professoressa Dalt, Navalesi, il professor Vianello, e la partecipazione del professor Crisanti è stata un po' minore, solamente 5 presenze sulle 11 che ci sono state. Per quanto riguarda gli incontri ai quali ha partecipato ai primi incontri, quindi no, ci tengo per quanto riguarda gli argomenti trattati, non peraltro non sta certo a me fare le paselle, ognuno sa quando ha partecipato, ci mancherebbe altro. I primi tre risalivano al marzo del 2020, incontri nei quali non si è entrati in merito all'utilizzo dei test rapidi, poi ce n'è stato uno del 22 luglio, che però non si è sempre 2020, che non si è concretizzato con un parere, ma solo una partecipazione, con peraltro l'aver fornito congiuntamente a altri 4 componenti un parere, poi riportato nel verbale e successivamente approvato. Mi avvio a concludere poi invece per quanto riguarda i documenti approvati, anche qua ripeto sono 49 documenti in 14 mesi, capite che lo sforzo è stato importante. Mi metto da parte io come coordinatore, ma devo dire che per i colleghi non c'erano sabati e domeniche, arrivavano spesso il fine settimana, insomma, arrivavano sempre questi pareri da approvare, e quindi c'è anche in questo caso qua chi ha raggiunto il 96-100% dei pareri forniti, quindi uno sforzo assolutamente importante, ripeto, articolato in 14 mesi, con documenti anche decisamente voluminosi. Mi preme anche qui dire, come ripeto, insomma, che il professor Crisanti, visto poi la corrispondenza che c'è stata tra il comitato scientifico e lui, abbia fornito parere solamente 3 volte su queste 49, l'ultima è del 10 aprile del 2020. Mi avvio poi a concludere per quanto riguarda la corrispondenza intercorsa, della quale insomma, ho visto che è riportata anche sulla stampa recentemente. Ci sono stati in realtà 2 momenti, uno tra il 18 e il 20 luglio del 2020, dove veniva richiesto di esprimere attraverso i canali istituzionali le proprie considerazioni, ma il professore rispondeva peraltro cortesemente di non aver mai commentato atti del comitato, quindi non c'era assolutamente problema. Per quanto riguarda la seconda invece, quella che era sulla stampa recentemente, risale al 1 marzo del 21, dove a seguito di una serie di articoli, uno in particolare che riguardava le varianti, le possibili
e l'utilizzo di test fallaci, noi avevamo chiesto di fornirci tutto il materiale utile a condurre delle valutazioni in merito alla diagnostica laboratoristica, con qualcosa quindi di fattivo, di proattivo, per poter darci gli elementi per valutare. Il professore lì ha risposto, come peraltro riportato precisamente sulla stampa, come il Comitato ne sarebbe portato a conoscenza esclusivamente a pubblicazione dell'articolo scientifico avvenuto, quindi senza condividere prima della pubblicazione dell'articolo alcunché con noi. Pertanto senza condividere assolutamente nulla in merito agli studi cui è stato fatto riferimento. Questa è l'attività del Comitato ed è tutta naturalmente verbalizzata e trasmessa all'area. Io mi auguro di aver rispettato anche i tempi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei. Lascio la parola all'ingegner Fattori Paolo, direttore della struttura di progetto del potenziamento della rete ospedaliera. Sì, buongiorno. Io mi occupo appunto di edilizia e nella fase pandemica ho dovuto seguire la logistica. Quindi sono partito dalle terapie intensive per passare al potenziamento dei laboratori. Ecco perché col dottore Rasso condivido tutta la difficoltà di arrivare a grossi volumi di processazione per passare adesso ai vaccini e ottimizzare la macchina dei vaccini. Quello che oggi vi illustro è stato il processo con il quale siamo arrivati ai 1000 posti di terapia intensiva. Il 1° marzo la Regione Veneto aveva 494 posti letto di terapia intensiva, 450 pubblici e 49 privati. A seguito di una circolare ministeriale del 1° marzo è stata richiesta alla Regione di attivare nel più breve tempo possibile il 50% in più di posti di terapia intensiva, pertanto da arrivare a 741. Questo è stato recepito nel piano di emergenza del 15 marzo del 2020, in cui la Regione ha individuato 825 posti di terapia intensiva. Individuato come? Individuato in aree che possono essere idonee sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo. Questi 825 posti di terapia intensiva sono stati raggiunti entro la fine di marzo. Da marzo è anche partita una ricognizione del Ministero che ogni giorno chiede quanti posti di terapia intensiva sono attivi, ovvero attivabili, usabili, utilizzabili entro 48 ore. Ed è partito da marzo. Questo indicatore, come l'ha anticipato prima la dottoressa Russo, ce lo troveremo poi anche a novembre. Quindi la Regione Veneto è da marzo-aprile che comunicava 825 posti. Questi 825 posti poi sono stati in un certo senso entrati in programmazione strutturati con la DGR 552 di 5 maggio del 2020, in cui si va a identificare 840 posti di terapia intensiva. Qualche settimana dopo è arrivato il DL 34. Anche il DL 34, quindi il Ministero, richiede che tutte le regioni si attrezzino con dei posti di terapia intensiva col 0,14 per 1000 della popolazione, che per noi corrispondono a più 211 posti di terapia intensiva, al quale poi individua una nuova categoria che è la semi-intensiva e quindi chiede anche 343 posti di semi-intensiva. Di questa semi-intensiva almeno il 50% deve essere riconvertibile in intensiva, ovvero deve avere l'attrezzamento da intensiva. Quindi 494 più 211 più la metà dei 343 sono almeno 877 posti di terapia intensiva. Il Veneto recepisce il DL 34 e con la DGR 1103, chiamata anche piano d'autunno, fa sintesi del provvedimento della 552-840 e della 782 che recepisce il DL 34 e identifica pertanto 840 posti letti di terapia intensiva, 606 di semi-intensiva, perché la nostra programmazione avevamo previsto 606 di semi-intensiva, e dei quali 176 riconvertibili in intensiva. Pertanto la DGR 1103 prevede un totale di 1016 posti di letto di terapia intensiva.
Questo è stato fatto il 5 o 6 agosto del 2020. A seguito della DGR, attenzione, ricordiamo che i posti di terapia intensiva previsti dal DL 34 sono previsti anche fondi commissariali in capo al commissario e che i posti di terapia intensiva avrebbe dovuto realizzare il commissario. Io e il dottor Rosi abbiamo fatto un sopralluogo su tutte le aziende finalizzato a vedere anche un piano di contingenza, ovvero, siccome io occupo edilizia e i lavori in edilizia non sono immediatamente realizzabili, avremmo avuto il rischio che in ottobre avere cantieri e non avere i posti di terapia intensiva liberi. Quindi si è andati a esaminare interferenze e difficoltà finalizzato a garantire un numero di posti di terapia intensiva per passare il periodo autunnale e invernale. E questo abbiamo fatto con tutte le aziende. Questo si è concretizzato nell'aggiornamento del piano d'autunno, fine ottobre del 2020. A seguito di sopralluoghi fatti, noi abbiamo identificato i 1000 posti letto di terapia intensiva che possono essere utilizzati in caso di pandemia. Dopo questi, quindi, a Roma abbiamo comunicato sempre i posti letto che avevamo pertanto di terapia intensiva attivi. Attivi si identifica utilizzabili entro le 48 ore. Questo è previsto dal Ministero. Bene, e per dire tutte le attività che è stata fatta di rafforzamento delle terapie, vi do solo alcuni numeri. Dai 494 iniziali sono stati distribuiti oltre 798 ventilatori, 515 per terapia intensiva, 283 per semi-intensiva. Sono stati distribuiti oltre 966 monitor, 440 per la terapia intensiva, 526 per la semi-intensiva. I letti di semi-intensiva e intensiva sono stati distribuiti oltre 765. Questa è stata tutta un'attività al fine di attrezzare e preparare i posti letto di terapia intensiva. Grazie. Dottor Paolo Rosi, direttore del Dipartimento Emergenza SUEM 118. Grazie. Io completo la relazione dell'ingegner Fattori per la parte che riguarda l'utilizzo di questi letti. Allora, innanzitutto definiamo cos'è per noi un letto disponibile, un letto vero, un letto che esiste. È innanzitutto un letto adeguato, quindi deve essere un letto a terapia intensiva che consente di far assumere al paziente tutte le posizioni necessarie alle sue condizioni cliniche e anche di mobilizzarlo in maniera semplice. Deve avere un ventilatore da terapia intensiva, quindi che ha capacità di erogare tutte le tipologie di ventilazione necessarie alle diverse fasi della gestione, e non un ventilatore da sala operatoria, non un ventilatore da subintensiva. Deve avere le pompe da infusione per i farmaci più delicati di impiego, deve avere le pompe volumetriche per infondere i liquidi, deve avere un monitor che si chiama multiparametrico che registra tutti i parametri di vita del paziente. Questo è il singolo letto. Il letto va inserito in un contesto dove sono disponibili anche altre attrezzature, diciamo, di sala. Riguardano ad esempio l'ecografo, riguardano la centralina di monitoraggio per seguire tutti i pazienti, riguardano l'emogassanizzatore, ma in alcuni casi anche l'installazione di una TAC al servizio della sala intensiva, laddove quella centralizzata era troppo distante per poter garantire l'assistenza ai pazienti. Esistono poi delle caratteristiche dei locali che devono essere garantite, quindi al di là della climatizzazione e degli adeguati ricambi d'aria, ci deve essere una fornitura di ossigeno adeguata all'alto consumo, perché se le tubazioni non sono adeguate, le tubazioni ghiacciano e quindi non si possono assistere i pazienti. Ci deve essere l'aria compressa, ci deve essere il vuoto. Ora, noi di letti con queste caratteristiche ne abbiamo 1000. Questi letti ovviamente non sono attivi sempre, perché sarebbe piuttosto ridicolo tenere medici e infermieri a guardare dei letti vuoti. Quindi il sistema che abbiamo messo in piedi prevede l'attivazione progressiva di questi letti disponibili. Come viene fatta questa? Viene fatta in base a un piano
e sulla base del monitoraggio in tempo reale dell'occupazione di posti letto. Noi abbiamo avviato già da febbraio dello scorso anno un sistema di monitoraggio in cui sappiamo in tempo reale ogni singolo letto di terapia intensiva se è occupato, se è libero, se è destinato a un paziente ordinario o se è destinato a un paziente Covid. In questo modo, sia grazie alle provvidenzioni sia grazie all'osservazione dell'andamento, riusciamo a capire quando è necessario attivare ulteriori letti. Come si attivano questi ulteriori letti? Ovviamente reclutando il personale, perché man mano che l'epidemia cresce vanno chiuse delle attività non essenziali e il personale dedicato a questa attività viene trasferito a gestire le terapie intensive. Quindi ogni singola ULSS, tramite il coordinamento regionale emergenza-urgenza, riceve l'input di procedere ad attivare ulteriori letti. Questi letti hanno dei tempi di attivazione differenziati, ci sono i cosiddetti letti CREU, che sono letti di emergenza sempre pronti, attivabili in pochissime ore. Se voi oggi andate all'ospedale di Jesolo troverete 2 stanze con dei letti pronti, con i ventilatori, però sono chiuse a chiave perché sono, noi le chiamiamo in stand-by, e fanno parte di questi 191 letti di emergenza che oggi usiamo per il Covid, ma che in futuro potranno essere utilizzati anche per altri scenari incidentali, come un incidente ferroviario, piuttosto che comunque un'esigenza di dover far fronte a un numero elevato di pazienti critici in breve tempo. Poi ci sono i cosiddetti riconvertibili. Quelli riconvertibili sono letti per i quali ogni azienda ha le sue attrezzature immagazzinate e nel giro di 24-48 ore può piazzarle all'interno dei settori operatori, questo vuol dire aree di recovery room o sale operatorie, che quindi hanno requisiti di ricambi d'aria e di forniture che sono quelle previste dagli standard per i letti di terapia intensiva. Vi sottolineo che quando parliamo di riconvertibili non parliamo, come qualcuno ha detto, di pazienti sui lettini operatori o di pazienti che usano ventilatori di sala operatoria. Parliamo proprio di reparti di terapia intensiva allestiti dove prima c'era una sala operatoria, che è l'ambiente perfetto dal punto di vista impiantistico per alloggiare questi letti. A che numeri siamo arrivati? Nel punto massimo che abbiamo raggiunto dell'emergenza, che era il 31 dicembre dello scorso anno, siamo arrivati ad avere attivi 700 letti, quindi rispetto ai 500 ordinari, 200 letti in più attivi. Di questi 663 erano occupati e 37 erano liberi. Quindi non siamo mai arrivati vicini ai miei. O di pazienti che usano ventilatori di sala operatoria. Parliamo proprio di reparti di terapia intensiva allestiti dove prima c'era una sala operatoria, che è l'ambiente perfetto dal punto di vista impiantistico per alloggiare questi letti. A che numeri siamo arrivati? Nel punto massimo che abbiamo raggiunto dell'emergenza, che era il 31 dicembre dello scorso anno, siamo arrivati ad avere attivi 700 letti, quindi rispetto ai 500 ordinari, 200 letti in più attivi. Di questi 663 erano occupati e 37 erano liberi. Quindi non siamo mai arrivati vicini. Delle risorse del Servizio Sanitario Regionale andavano destinate alla cura del Covid. E allora qui arrivo a quella che è l'ulteriore domanda. C'era il personale per attivare, o c'è? Perché insomma noi adesso diciamo che l'epidemia è passata, incrociamo le dita, ma ancora non abbiamo questa certezza. Quindi c'è il personale per attivare 1000 letti di terapia intensiva in Veneto? Bene, noi abbiamo analizzato anche questo aspetto e abbiamo suddiviso le fasi dell'epidemia, le fasi dell'occupazione ospedaliera, e la fase di massimo impegno è la fase 5C, che prevede di 6.000 pazienti ricoverati in area non critica e prevede appunto di poter arrivare ad avere 1000 letti di terapia intensiva occupata. Bene, in questo scenario tutti gli ospedali SPOC, quindi tutti quelli che non sono capoluogo di provincia, sono interamente dedicati all'assistenza Covid. Non fanno più nessuna tipologia di attività che non sia assistere il Covid. Tutta l'emergenza, ma parlo di emergenza, quindi non di
trattamenti urgenti, parlo di pazienti critici che vanno operati immediatamente, vengono concentrati negli ospedali hub. I punti nascita vengono concentrati negli ospedali hub. In questo scenario, che è uno scenario apocalittico, ma che noi abbiamo voluto prevedere perché non lo sapevamo dove saremmo arrivati, l'organico degli anestesisti, rianimatori e degli infermieri ci consente di attivare 1000 posti letto in terapia intensiva. Ovviamente abbiamo progettato questo nell'ipotesi di non arrivarci mai, ma abbiamo fermato a 1000 letti proprio perché quella è la capacità massima che possiamo immaginare. Se avessimo detto 1200 come potevamo fare tranquillamente, perché in azienda zero abbiamo ancora ventilatori in deposito, abbiamo un sacco di sale operatorie che possiamo riconvertire a terapia intensiva, quindi mettere 200 letti in più sarebbe stata una sciocchezza, però avremo declinato un numero che non era poi effettivo, quindi 1000 letti vi garantisco sono un target che possiamo raggiungere, ovviamente che siamo felici di non aver raggiunto e che speriamo non si porrà più la necessità di raggiungere. Sopra no, se fossimo andati sopra avremmo detto un numero a caso, a quel punto lì sarebbe stato veramente solo un numero e non un letto disponibile. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Cedo la parola al dottor Toniolo Roberto, direttore generale dell'azienda Zero. Buongiorno Presidente, grazie dell'invito e della possibilità di esporre. Scusa? Mi sentite adesso? L'azienda Zero nel corso del 2020 ha fatto un nuovo mestiere. Non era nata per acquistare e gestire la consegna di materiali. L'azienda Zero è nata per gestire le gare, dall'indizione all'aggiudicazione, ma la gestione del contratto era delle aziende. Nel corso del 2020 invece con la pandemia l'azienda Zero ha assunto anche questo ruolo. L'ha citato il Presidente in apertura, le aziende stanno chiudendo i bilanci, questo lavoro fatto dall'azienda Zero è quantificabile in circa 670-700 milioni di euro. Una parte rilevante sono ovviamente i dispositivi di protezione individuale, ma anche i diagnostici, sia per quanto riguarda la metodica PCR molecolare, sia per quanto riguarda gli antigenici. Per quanto riguarda i tamponi molecolari, la metodica molecolare, voi sapete, credo sia il dottor Rassula anche accennato prima, sono diagnostici e reagenti dedicati alle apparecchiature e quindi Azienda Zero in questo caso si è fatto carico sostanzialmente dei contratti in piedi in ogni NULS perché sono beni infungibili, un reagente non può essere utilizzato in un'altra apparecchiatura ma può e dà risultati solo in quell'apparecchiatura, ha comprato i reagenti per i tamponi molecolari più o meno a partire da marzo. Ricordo sempre dato citato dal Presidente prima che ad oggi, al 30 di aprile meglio, sono circa 5 milioni i tamponi molecolari fatti in Veneto e 4 milioni e 3 rotti, 4 milioni e 4 gli antigenici. Gli antigenici sono iniziati, la produzione di antigenici, l'esecuzione di antigenici è iniziata sostanzialmente in agosto. Prima erano fatti alcuni, ma poca cosa, circa il 2% del totale di sierologici, che però hanno avuto anche una storia molto relativa. Il costo sostenuto, ripeto, con questi contratti sostanzialmente in esclusiva per i reagenti per i molecolari hanno comportato un costo per l'azienda Zero, per il sistema, di 78 milioni e qualcosa. Le aziende del Veneto però hanno usufruito anche di una fornitura dal commissario di circa 20 milioni, quindi costo sostenuto direttamente o tramite commissario per eseguire i 5 milioni di tamponi molecolari è praticamente di 98 milioni e mezzo. Per quanto riguarda gli antigenici, invece, mi pare che anche dalle relazioni sicuramente più qualificate dal punto di vista tecnico che mi hanno preceduto, Azienda Zero ha agito in modo diverso. Ovviamente all'inizio, parlo di inizio agosto, quando era obbligatorio valutare e verificare la positività delle persone che tornavano dalle località marine, ha fatto degli acquisti diretti. Dopodiché ha messo in piedi una gara vera e propria, una gara però non asta pubblica, ma una gara che si è conclusa con un contratto quadro. Perché?
perché le caratteristiche tecniche di tutti questi prodotti non sono uniformi, ma non era neanche il caso di escluderne alcune per privilegiarne altre e quindi mettere in discussione i risultati dei test. Quindi ha fatto degli accordi quadro, ne ha fatti 2, uno aggiudicato all'inizio di ottobre ed è stato un accordo quadro che non ha riguardato solo il Veneto, ma ha riguardato il Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trento e Lazio, provincia autonoma di Trento e Lazio. La commissione di aggiudicazione è stata fatta da un microbiologo in rappresentanza di ognuna delle regioni che hanno partecipato alla gara. Questa gara si è conclusa con un possibile ammontare di acquisti di 148 milioni di euro, di cui 111 per tamponi antigenici di seconda e terza generazione. Il Veneto su questa gara complessiva pesa per 25 milioni di euro circa, di cui 16-17 di tamponi antigenici di seconda e terza generazione. Fatta questa gara a dicembre, l'altra caratteristica è anche la durata di queste gare, proprio per evitare di avere prodotti superati dal punto obsoleti, perché vengono introdotti dall'industria farmaceutica dei dispositivi, prodotti nuovi con caratteristiche nuove. Sono di queste gare la caratteristica è la durata molto breve. Questa prima gara era prevista per forniture di 2 mesi, prorogabile di altri 2, rinnovabile o meglio per altri 2, con la eventuale proroga tecnica di conseguenza per poter bandire una successiva gara. La successiva gara è stata bandita e aggiudicata alla fine dell'anno, a fine 2020, e replicava sostanzialmente la struttura della prima, però riguardava e ha riguardato esclusivamente le forniture per il Veneto. Alla prima gara erano presenti 20 fornitori, nessun fornitore è stato escluso, proprio per i motivi che dicevo prima, cioè per garantire la possibilità di testare, di utilizzare tutti i prodotti. Il contratto quadro è costruito, chi ha esperienza di come funzionano queste cose lo sa, ma penso di poterlo anche tranquillamente dire, è costruito in modo sufficientemente possibile da non obbligarti al rispetto puntuale della quantità contrattuale, ma di tararla in funzione, prima di tutto, della disponibilità del fornitore, perché stiamo sempre parlando delle solite industrie multinazionali che hanno fornito e forniscono reagenti per questi tamponi come per i molecolari per tutto il mondo, e quindi partecipano alla gara promettendo quantità che dopo non sono in grado di mantenere durante l'esecuzione del contratto. E per questo motivo noi, Azienda Zero, ha predisposto questi contratti con questa flessibilità, quantità e durata. La seconda gara è simile, riguarda esclusivamente il Veneto. La prima gara erano presenti 22 fornitori, la seconda 40. Durante i primi mesi del 21, ovviamente con la consultazione del gruppo di microbiologi a cui appartiene adesso come coordinatore il dottor Rasso, anzi il dottor Rasso su questa gara che adesso vado a presentare ha anche partecipato come valutatore tecnico, diciamo, delle forniture. Invece è stata impostata, visto l'evoluzione tecnologica, per poter acquisire i diagnostici per il calcolo degli anticorpi oppure i cosiddetti antigenici di quarta generazione, cioè esami che anziché essere fatti uno alla volta possono essere caricati in una piastra, come tutti gli esami di laboratorio vengono fatti in quantitativi molto più elevati, così come lavora il laboratorio NAS. La gara è stata svolta, mi pare che anche in questa ultima gara ci sono stati presenti oltre 20 fornitori, nessun fornitore è stato messo da parte, vale complessivamente sui circa 30 milioni di euro, però ovviamente garantisce nel momento in cui avvieremo gli ordini e ovviamente le microbiologie e le attività, l'esecuzione di tamponi molto più rapidamente.
I molecolari, ricordo, i 5 milioni sono stati fatti nell'arco di quasi 14 mesi, quindi vuol dire circa 360.000 tamponi al mese. Invece gli antigenici in 8 mesi sono 540.000 al mese. Voi capite che il passaggio a una produzione, tra virgolette, in serie, su catena di montaggio quasi, il professor Rasso mi corregge, comporterà la possibilità di fare ancora più tamponi antigenici. Ultima annotazione sul punto, il costo. I molecolari, basta fare i numeri che vi ho detto diviso i numeri di costo o di valore diviso il numero di tamponi eseguiti. I molecolari solo ed esclusivamente di valore di reagente sono costati circa 18-19 euro, più costo del personale, costo dell'energia e costo delle apparecchiature. Gli antigenici viaggiano sugli 8-9 euro e questa cifra corrisponde sia l'una che l'altra, corrisponde anche ai valori delle offerte sostanzialmente. Le offerte variano da 3-4 euro a 15 euro, 16 euro per gli antigenici e la media, guarda caso, viene circa così. Il passaggio agli antigenici di quarta generazione porterà probabilmente a un costo di 3 euro a tampone. A che punto siamo con la fornitura degli antigenici? Allora, per quanto riguarda gli anticorpi, al momento attuale, credo che dottoressa Russo e dottor Rasso mi possono completare e correggere, non risulta che questa metodica sia possibile, dico io, per la routine, ma solo per la ricerca. Nel momento in cui si fa questo passaggio, si può fare la ricerca degli anticorpi normalmente, come qualsiasi altro esame. Per quanto riguarda invece gli antigenici, ovviamente, essendo una produzione in catena, la produzione in catena è fatta da una fase preanalitica e una fase analitica. Quello che abbiamo fatto noi, i prodotti che abbiamo comprato, sono i prodotti utili per la fase analitica. Ovviamente le aziende, le microbiologie sono 14, le microbiologie hanno apparecchiature diverse e quindi bisogna, ed è quello che sta avvenendo, adattare, trovare il modo di adattare, eventualmente acquistare quello che consente di legare la fase preanalitica, dico in modo molto semplice, spero che i medici presenti non si offendano, praticamente caricare la piastra con le provette dei campioni e portarli alla fase analitica. Ecco, questo è il lavoro che stiamo facendo. Colgo l'occasione per un'ultima precisazione. Da una settimana e mezza Azienda Zero è su tutti i giornali perché sembrerebbe che abbia fatto una denuncia per diffamazione al professor Crisanti. Non è stata fatta nessuna denuncia querela e neppure alcun esposto. Azienda Zero ha esclusivamente preparato una relazione informativa mandata alla Procura di Venezia in cui, a fronte delle comunicazioni di stampa, delle dichiarazioni di stampa avvenute da inizio pandemia ad oggi, è stata fatta una ricostruzione tanto cronologica per le dichiarazioni, tanto cronologica per le decisioni e le attività svolte. Sostanzialmente abbiamo ripreso quello che sottoscritto, ma soprattutto i colleghi, vi hanno informato in questa occasione. Esattamente questo. Il giorno tale esce una cosa, è stato messo la Regione, Azienda Zero, le aziende sanitarie, Direzione Sanità Sociale, hanno fatto questo. Esattamente, niente di più. Ho concluso. Ringrazio il dottor Toniolo per il suo intervento. Scusatemi, se posso, mettetevi nei nostri panni. C'è una settimana che sentiamo parlare di una denuncia. C'è chi ci intervista.
Sì, ma ma lo dico in senso generale, perdonatemi, ma capite, per dire, guardate, ma non lo dico ieri noi, sì, per carità, ma scusate anche il tono molto colloquiale. Ieri, mentre per l'ennesima giornata si discuteva di questo, era passata la giornata per vedere risolvere il problema, ve lo annuncio, del bimbo di Castelfranco, che è una situazione complicatissima, ma molto complicata. Ho parlato in più occasioni con l'amministratore delegato di Novartis, eccetera. Cioè, non è solo una questione di soldi, ma è una questione etica e di responsabilità. E leggere che c'è gente che va in giro a fare raccolta di firme all'università per la denuncia. Io dico, l'Accademia almeno si informerà prima se c'è una denuncia. Ma farla non la vuole fare nessuno. Oh, scusate, però capite, a tutto c'è un limite. Scusate se possiamo riprendere un attimo l'ordine. No. Bene, ringrazio. Lascio la parola al dottor Francesco Benazzi, DG dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buonasera a tutti, mi permetto di intervenire anch'io anche per fare una doverosa chiarezza rispetto ai fatti che sono accorsi a Montebelluna, nel senso che mi premeva spiegare bene l'accaduto, spiegare bene come si sono susseguiti i ricoveri, spiegare bene il ragionamento delle bare, tutta una serie di condizioni che hanno posto un po' alla berlina in modo sbagliato, errato l'ospedale di Montebelluna e soprattutto gli operatori di Montebelluna, che sono persone qualificate che si sono date molto da fare in questa epidemia. Come voi ricordate, nella prima ondata l'ospedale di Castelfranco aveva ospitato 50 posti letto di pazienti Covid. Poi, per rispettare ovviamente l'applicazione delle schede e il protocollo siglato tra la ULSS e lo IOV, il terzo piano dell'ospedale di Castelfranco in data 4/5/2020 è stato ceduto allo IOV. Arriva la seconda ondata, chiaramente, è una seconda ondata che per l'area dell'Asolano, come tutti voi sapete, è stata molto impegnativa. Prova ne sia che l'incidenza dei casi per 100.000 abitanti in quel periodo, che va da novembre a dicembre, è stata di 616 contro una media dell'ULSS di 439 ogni 100.000 abitanti. Quindi abbiamo avuto effettivamente un aumento di casi legato, poi si è visto anche alla variante inglese. Quindi si decise, il direttore sanitario dell'ULSS decise, dopo essersi parlato anche con i vertici dello IOV, di sostanzialmente indirizzare l'ospedale di Montebelluna per i casi Covid e lasciare indenne, quindi Covid free, lo IOV, in particolare per tutelare i pazienti che andavano allo IOV, lasciarlo ovviamente libero da Covid. Questo ha comportato una riorganizzazione che abbiamo fatto, però mi preme dire che l'ospedale di Montebelluna sostanzialmente, per quanto riguarda l'accoglimento di pazienti Covid, si è limitato a dare 144 posti letto più 7 posti letto di terapia intensiva, mantenendo comunque 92 posti letto non Covid, dove al secondo piano insisteva la cardiologia con 8 posti letto, sia di terapia intensiva e 4 posti letto di cardiologia normale. Al terzo piano 20 posti letto di area chirurgica e 14 di psichiatria, e al quarto piano 18 posti letto di ostetricia, 16 di ginecologia e 12 posti letto di pediatria. Quando si è voluto dire che è arrivato poi, dopo i fatti che sono accorsi nei giornali, si è arrivati all'ispezione ministeriale, il periodo che precedeva questa ispezione, che è stata il giorno 17, dal 10 al 18, si è asserito che sono stati spostati dei pazienti per dimostrare agli ispettori che c'era un calo sostanzialmente di ricoveri. Allora ricordo a tutti, valutando ovviamente la dirigenza media, e che chi conosce un po' le dinamiche delle dirigenze ospedaliere e della dirigenza media sa che ovviamente è naturale un'osmosi tra chi entra in ospedale e chi viene dimesso e chi esce. Allora mi permetto solo di citare
un po' di dati. Il 10-12 sono entrati in ospedale 15, l'11-12 15, il 12-12 21, solo la domenica perché ci sono meno entrate 6, ma comunque abbiamo mantenuto questa media di 15-14 persone in entrata e naturalmente altrettante in uscita, ma legate a cose. Purtroppo abbiamo avuto il 15% di persone che sono decedute e questo è un dato che resta. Sono state dimesse a domicilio il 43% delle persone, sono state dimesse presso RSA, quindi strutture, in questo caso il nostro era Valdobbiadene che l'avevamo attivato da poco, il 18%, e trasferite poi in un'altra della medesima struttura in un'altra unità operativa, chiaramente era la riabilitazione, dove noi utilizzavamo circa 32 posti letto per passare i pazienti dalla fase acuta alla fase riabilitativa. Quindi quando sono arrivati gli ispettori hanno trovato quello che si doveva trovare, abbiamo sempre accolto pazienti acuti al pronto soccorso, non abbiamo mai ovviamente dirottato pazienti acuti in altre sedi, ma solo per dimissione pazienti che ovviamente erano già stabilizzati, che erano in fase riabilitativa. Questo ad onor del vero per evitare che si dicano cose che non sono reali. Questo è verificabile con dati, si può venire, lo hanno verificato anche gli ispettori del Ministero, quindi credo che sia patrimonio comune. Per quanto riguarda il personale, anche qui è stato detto che noi abbiamo assunto dopo la venuta degli ispettori la gente per pareggiare. Ecco, no, devo dire che da marzo a dicembre 2020, a seguito delle assunzioni fatte dall'UR, sono stati assegnati all'ospedale di Montebelluna 108 operatori sanitari, di cui 16 medici, 43 infermieri e altro personale del comparto. Però attenzione, questo è stato fatto solo in occasione di ovviamente un avviso che ha fatto Azienda Zero, che ha una data post ovviamente l'arrivo degli ispettori, quindi non c'è anche qui un'associazione all'aumento del personale, ma siamo andati a pescare una graduatoria che è diventata attiva dopo e chiaramente abbiamo portato a casa tutto quello che potevamo portare a casa, perché evidentemente, come tutti sapete, gli specialisti si faticano a trovare, in particolare pneumologi, in particolare anestesisti e in particolare internisti. In quel periodo è un periodo difficilissimo, tant'è che se abbiamo anche accorpato qualche unità operativa l'abbiamo fatto per portare i tempi di assistenza da 190 a 230, proprio il minutaggio assistenziale, proprio perché c'erano pazienti impegnativi. Per quanto riguarda, e chiudo perché non voglio, la data è del 19 dicembre 2020 quando è stata approvata la graduatoria dell'Azienda Zero, quindi in poche parole dopo l'arrivo degli ispettori abbiamo iniziato a assumere, perché abbiamo ovviamente preso 86 persone da quella graduatoria. L'altro caso che si era instaurato era quello dell'obitorio, se vi ricordate, anche qui volevo dire una cosa, ci siamo mossi, la direzione medica si è mossa in scienza e coscienza sostanzialmente, perché era una questione etica. L'obitorio di Montebelluna può tenere fino a 32 bare, non abbiamo mai superato quel numero, ma avevamo ovviamente i sacerdoti, ma soprattutto le famiglie positive, Covid positive, che ci chiedevano di rallentare quei 5, 6, 4 giorni, perché ovviamente volevano partecipare almeno un familiare al funerale del proprio congiunto, per cui non abbiamo fatto altro che fare questo, niente altro. Quindi con la massima limpidezza sono a disposizione per dare tutti i dati che ho da poco citato e anche ulteriori dati. Grazie. Ringrazio anche il dottor Benazzi. Io devo sospendere la seduta per 10 minuti per sanificare fino alle 16:08.